I Lugosi Brothers. Signore e signori, i Lugosi. Buonasera, questo è il più bel inizio dei Lugosi di sempre, la più bella base musicale di sempre della storia dei fratelli Lugosi. E, tra l'altro, che versione è questa, per cortesia? Quella dei tuoi amati Ciusellos. Ciusellos, solo per poi in direttamente dalla Croazia. Schifo, ma a te però. piacciono i Tussellos? Ma allora, quando hanno fatto Elsbeth, questo che cazzo hanno fatto di sì, sì. Ok. Però quando erano solo loro due, dopo no, non tantissimo, nel senso che poi ha fatto un sacco di cagate. No, anche quando facevano il pezzo di Michael Jackson mi piacevano. Siamo in streaming? Penso di sì, adesso vado a controllare. Ok, comunque a me io i Tussellos li pesterei col cazzo, perché cioè quelli che fanno i fenomeni così veramente mi stanno un po' sui coglioni. Perché sono bravi. Ma no, non basta essere bravi, anche i Dream Theater sono bravi. Ma a me personalmente mi fanno schifo. A parte che uno è sloveno. Ma non c'è, non so, che cazzo però... te ne frega? Tipo il Fiddler che mi hai fatto conoscere tu. Non sono tanto bravi, ma hanno un tiro e sono zozzi. C'è bisogno di intenzionalità. I Tussello sono belli, sono bravi grazie al cazzo che fai. Bravi! Vado io col anche se va Candoni, dico bravi perché è bello. Il discorso che ha fatto il Talpa non sta in piedi, però va bene. Come tanto. Ciao Raffaella Corrias, allora, devo dire due cose, Raffaella. Allora, adesso in questo momento sta tenendo una riunione per i volontari di SUNS. La SUNS comincia, adesso poi vi leggeremo il programma, e poi c'è Francesco Candoni oggi con noi che suona, un saluto a Francesco Candoni. SUNS comincia dopodomani, quando il 29? Domani però abbiamo la presentazione del mio libro, Breve storia di Rosita e Kaplan a Cormons. Allora, volevo dire che io sarò, voglio fare un po' il figo, il giudice, ricordo prima Tomasino, il giudice di SUNS quest'anno per il Friuli Venezia Giulia. Ma volevo dire che è arrivata la lista in inglese dei giurati. Allora c'è uno svedese, finlandese, sembra una barzelletta. Sì. C'era uno svedese e vicino c'è scritto, io voglio che voi questo però ve lo segnate, tutti voi radioascoltatori, anche voi tutti. Allora è in inglese scritto, e vicino c'è scritto quello che fa. Allora uno, non so, è docente all'Università di Stoccolma, un altro è direttore del giornale Splatum, che cazzo ne so. A un certo punto arrivo io, finito, Max Deliso, writer, journalist and radio star. E allora bello! E allora io ho detto alla mia fidanzata, amore, non mi rompere i coglioni, sei la fidanzata di un writer, journalist e radio star. E lei mi ha mandato a cagare. Allora, ma quindi io, pur non essendo writer, pur non essendo journalist, posso anche dire che sono una radio star. Certo. E vai! Video kill. Puoi scriverlo sulla carta di identità. Esatto. Radio star. Quando vado in Yugo l'estate prossima, nel tempo perso faccio altro. E poi una foto, una console, una cagata, una roba così.
Allora, Francesco Candoni è qua con noi. Io vorrei, siccome domani presentiamo il mio libro Cormos col Tapio a Cormos Pop alle ore 19, sala civica, mi piacerebbe dire venite, però dentro di me fuori di film non venite. Perché dovete capire che Max, pur essendo immodesto, come abbiamo detto più volte, ma umile. sei sempre quel caro ragazzo di Betlemme che abbiamo incontrato 33 anni fa. Sei rimasto umile. Adesso devo parlare di Gesù. Lasciate, no, devo parlare di Gesù. Attenzione. No, Massimiliano, non puoi parlare di Gesù. No, cosa dire di Gesù? Gesù è una figura che amo molto e che va rispettata. Certo, è una palla. L'unica cosa che mi ha fatto incazzare, a me piace molto Natale perché fanno il film su Gesù. Ok. Anche a Pasqua. Però Pasqua è una tragedia un po' di più, no? Invece Natale c'è tanti anni fa, non tanti, alcuni anni fa, hanno fatto un film, si chiama Nativity. Io sono andato a vedere nel 2005. Al cinema sono andato a vedere Nativity? Immediatamente, eravamo io e le tipe con cui uscivo. Allora va bene. Alcune tipe con cui uscivo. Tutti insieme. Era Natale, allora io uscivo con tutte le tipe contemporaneamente. D'altronde avevi un pacco da dare a tutti. Pacco dono, pacco dell'operaio. C'è un pacco per tre. Dopo un pacco io non avevo velleità sessuali. No, volevo dire, cazzo, tutti i film su Gesù sono belli. Perché se pensi ai film di Mel Gibson, quello di Mel Gibson a me è piaciuto perché gli emenano dall'inizio. Allora, se tu guardi il Gesù di Zeffirelli, Gesù di Nazi Zeffirelli è un capolavoro con un cast di attori incredibile. Pensa che Jesus Christ Superstar. Sono tutti fighi i film su Gesù, tutti, ma anche quelli vecchi, tipo Il Re dei Re, oppure sono film colossal straordinari, pieni violentissimi tra l'altro, no? Perché altro che povero Gesù. Povero Gesù, comunque diciamo che era raccomandato. Allora, per quanto mi riguarda, contesto la figura storica di Gesù, perché secondo non è mai esistito. Ma no, se fosse esistito, comunque, se fosse esistito sarebbe un filino raccomandato, caro Gesù. Io volevo finire questa cosa su Gesù dicendo che invece quel film Nativity era veramente brutto. Cioè l'unico film sulla nascita di Gesù è un'attività brutto in assoluto, quindi mi sono un po' incazzato perché poi avevo portato tutte le mie fidanzate nello stesso momento, eravamo solo noi lì e tanto mi hanno guardato alla fine, ma noi non siamo più le tue fidanzate. Ci hai portato a vedere Nativity, questo film brutto su Gesù, e quindi io non ho potuto andare. No, invece la storia molto carina di Robert Powell, oppure un altro grande film, anche mi viene in mente alcuni, cioè in realtà San Francesco non è Gesù, è San Francesco. Per esempio c'è un film di Liana Cavagni che si chiama Francesco con Mickey Rourke, che è straordinario, un film duro, molto duro. Lì stiamo parlando di tutt'altri discorsi, stiamo parlando di un uomo che diceva, che sembra l'emblema del marxismo. Lui diceva non bisogna avere niente nella vita, perché se non hai niente da difendere, quindi vivi bene. Cioè questo è il senso. Quindi di un uomo che era ricco, si è spogliato tutti i beni, gli averi, vabbè, la conosciamo, ma tutti anche lì molto carino quel film lì. Poi c'era il Fratello Sole e Sorellona di Franco Zeffirelli, perché allora Franco Zeffirelli, io personalmente mi sta sui coglioni in una maniera terrificante. Franco Zeffirelli è fascio, però uno e anche rompe il cazzo la Juve, però c'è la cosa che mi fa incazzare di lui è che fa film, però come regista è bravo. Allora apro un'altra parentesi da querela, non me ne frega, in fondo c'è solo. Allora, io non posso dire una più, una meno. Allora, io mi dissocio, Peppe. Il nome della radio. Morricone, dicono, a me sta sui coglioni, da sempre. Lui tra l'altro dopo l'ultima vaccata che ha detto quello su Tarantino, che è stupido, allora va bene, allora però poi ha smentito, ha detto ma sei pazzo. Morricone ha detto ho l'Alzheimer, ha detto così, scusate, ma tu vai a lavorare con uno stupido. L'ho detto prima di quando ho fatto Django, ma non stupido. L'altro giorno invece mi sono trastullato con Bastardi senza gloria, e invece ragazzi io avevo anche, è un gran film, cioè lui in realtà è un regista che ci sa fare, quindi però Morricone mi sta sempre stato sui coglioni, sempre fatto il figo, poi l'artista. Allora Andrea Tomasin va a fare, adesso vi spiego, va via. Andrea, una cosa triste, ci lasci la base così, comunque c'è una playlist, perché non ho la chiavetta. Voglio fare tutta la puntata con questa base qua. Sì. Ma poi come facciamo a salvare noi il video che abbiamo le visualizzazioni? Ti lascio la chiavetta, il video sta andando in automatico, lo stopperò io alla fine, basta solo fare stop noi non metteremo su né musica né niente, staremo a parlare. D'altronde c'è Franz, ci siamo portati il jukebox, cioè ragazzi, ti mettiamo una monetina nel culo e ti diamo la botta sulla testa, suona! Di Candoni devo dire una cosa, tra l'altro, tanto salutiamo la sua fidanzata Maria. Ti lascio anche accesa, ho messo una webcam anche qua. Grazie, sai che sono un egocentrico, grazie. No, però devo dire una roba di Candoni, che gli ho detto vieni tot dato e ci sei reso subito disponibile per venire oggi. Ok, Candoni, Franz, dimmi la verità, vieni per promuovere il tuo libro oppure perché ti piacciamo? Perché
A proposito, ma se il tuo libro, il tuo disco, perdonami. Il disco, sì. Che si intitola? È tornato. Immagina di essere felice. Se lo facessi per promuovere il tuo disco Immagina di essere felice, io ti capirei, e d'altronde essendo un bel disco ti direi hai ragione. Se lo fai, se vieni con noi perché ti piacciamo, sei da trattamento sanitario obbligatorio. No, adesso difatti tu, Franz Candoni, il primo pezzo che scriverai sarà breve storia di Rosita e Kaplan, che è il nuovo pezzo. Sono andato ad una presentazione del libro di Max alla Libreria Moderna, allora così sono tornato a casa e ho preso 3 accordi e ho scritto. Tu non hai mai fatto questo per me. Cioè Franz Candoni, tu non hai mai scritto una canzone per me. Mi sto pensando. Sai che ho una maglietta sotto. Sei profumato? Io sempre profumato io. Guarda, ho una maglietta sotto questa perché ero tutto bagnato prima quando sono arrivato e Andrea Tomasini mi ha dato anche una maglietta. Che uomo. Perché eri tutto bagnato? Che non piove fuori? Perché ero sudato, che sono un ciccione. Quindi per fare le scale. Ma non mi faccio un po' di tenerezza, cioè voglio dire. Uno avrebbe risposto con pene, dult, mi fa dire. Perché ricordiamo che domani siamo a Cormons Pop a presentare Breve storia di Rosita e Kaplan e Max di Cormons, e quindi per lui è un po' come se tornare a Sparta. Allora, prima la mia amorosa mi diceva: ma amor, tu devi prepararti perché hai scritto che è il tuo romanzo pop. Lei, giustamente, essendo quella che ha il cervello è lei in famiglia. Tu sei la parte bella. Io sono la parte esteticamente. Sì, sei come Master Blaster. Allora lei mi ha detto: ma se ti chiede, se uno ti fa una domanda su Cormons Pop, tu che cazzo gli dici? Cioè il tuo legame col pop? Io dico, se non mi fa come il pop il mio libro, gli dico io sono qui perché conosco quello che ha organizzato. Esatto. E basta, cioè non c'è nessun altro modo. Chi c'è? Voglio parlare con lui. È pieno di ragazze molto simpatiche che fanno le volontarie. Io le conosco. Penso siano tutte minorenni, credo. No, o poco più. Sì, c'è una che faceva l'università quando c'ero io. E credo che faccia ancora l'università. Per dirti, hai fatto sempre la volontaria. Ragazzi, adios. No, Dios gli sfondi aperti. Volevo dire che ma io faccio il regista volante, un po' vado di là, un po' vado di qua. Allora, Andrea Tomasin va a fare una lezione agli arbitri. Cosa c'è di peggio di uno che fa questo? Allora ma quanti soldi ti danno? Dimmi quanti soldi ti danno stasera. No, di la verità. Dimmi la cifra. Non mi ricordo. Massimiliano, ti faccio la scala della gravità. Al livello qua c'è Pacciani, qua c'è Adolf Hitler, poi c'è arbitro di pallavolo e qua c'è fare lezione agli arbitri di pallavolo. Docente arbitro. No, docente arbitro. E poi c'è il peggio, è il presidente dei docenti degli stati di pallavolo. Sì, e poi c'è la mamma del presidente dei docenti. Male assoluto. Devo salutare Yoime. Siccome ne parlavamo prima, è stato un incontro come voi tutti avete conosciuto. Ciao Andrea Tomasini. Ciao Toma. Ciao Andrea Tomasini, ti voglio bene, domani ci sarà anche lui come regista, in qualità di regista, io domani farò delle figure di merda. Non è vero, Massimiliano, a cazzo duro. Ma non mi frega un cazzo duro tu che sei giovane. Grazie, lui è giovane. Poi Franz eseguirà un pezzo subito, io direi di andare subito con Rosita e Kaplan e poi dopo lui ci sciorinerà tutti i pezzi del suo repertorio, però... Stavamo salutando Yoime, sì, perché quando l'ho visto arrivare, no, mi ha fatto una cosa al cuore. tipo un defibrillatore, ti ha fatto una cosa al cuore, no, una seringa di mi ha fatto una cosa. Lui è un giornalista straordinario e gli ho voluto subito bene, è stato un colpo di fulmine con Yoime per me. E lui ci ascolta, lui ascolta questa trasmissione perché... Ciao Andrea, non ti passa un cazzo. No, io penso che lui abbia in realtà capito quello che noi facciamo qui. Perdiamo del tempo, ma tutto è collegato sempre a Jodorowsky e a Emil Cioran, quindi noi qua non è che stiamo a dire cagate tante no? Per dire, no, noi diciamo cagate di modo che le persone in realtà siano spinte poi in un momento successivo a leggersi un libro. E che libro dovrebbero leggere? Noi provochiamo la cultura, non la facciamo. È stata una cosa che bello, guarda, se io fossi una bella dedicata a Yoime, noi provochiamo la cultura, non la facciamo. Se fossi una bella figa, io adesso mi farei una foto al culo davanti al mare e la metterei sotto la frase: io non voglio fare cultura, io voglio provocare la cultura. È scritto sotto Charles Bukowski, perché ricordate che anche se inverno non è troppo tardi per mettere le foto del vostro culo davanti al mare con una citazione
filosofica del cazzo e lo fate tutte quante, con le foto lì e le foto delle robe da mangiare, lo fate tutte. No, però c'è questa cosa adesso. Allora, innanzitutto devo dire, ieri, perché mi è piaciuto molto un titolo che ho letto prima, ha detto Saverio Costanzo sbaraglia i cuochi, cioè, quindi tu non è che vai a competere, il tuo competitor è un altro film, non sono dei cuochi, siamo invasi da questi cuochi. Io posso dire, io guardo tutti i programmi di cuochi, noi tutti guardiamo 4 ristoranti, Masterchef, io guardo anche i cuochi d'Italia, ma anche io, ma sono straordinario. Quando c'è la cuoco del Friuli che ha perso, perdiamo sempre. Noi quando andiamo a fare grazie, cosa fai? Il museo, la brovata ai lì. Giochi Senza Frontiere, se c'era allora, ai Giochi Senza Frontiere, quando c'era un paese del Friuli, è stato una volta a Grado, Lignano, non mi ricordo, è arrivato ultimo in tutta Europa, ultimo. Noi siamo umili. Noi siamo umili, quindi andiamo lì dicendo noi tanto perdiamo, no? Basta il modon, cioè questa è l'idea che noi diamo degli altri, e ci inculano tutti selvaggiamente. Allora, mentre in Francia, faccio un esempio del cazzo, se tu aumenti il diesel di 10 centesimi danno fuoco all'intero paese. Qua ti inculano continuamente però... e ti guardano e ti dicono ti sto inculando, buon, cosa devo fare? Mica posso incazzarmi, è illegale incazzarsi. Però se quella è la cosa che mi piace delle proteste in Francia è che delle proteste si sono messi le giacchette gialle. Ok, non solo quello, è che gli ex forconi, ti ricordi il movimento dei forconi che sono anche loro lì adesso. No, il movimento dei forconi si è appropriato culturalmente della rivolta francese e quindi la rivolta francese l'onda. ha dato nuova forza ai sovranisti italiani e siete un branco di coglioni. Non so come altro chiamarvi, lo dice la scienza. Beh, però no. Anzi, sono ribellati, The Rebellion. Cioè, ma ribellati a cosa? Rebellion. Sto per bestemmiare. Salutiamo anche la Di Meo, la Deborah Di Meo. Salutiamo Cristian Di Meo. Salutiamo mio fratello. Salutiamola tutti. Mio fratello e la sua amorosa Tiziana Lai. Lì che mi ricordo che sono miei amici. Esatto, da quando si hanno cazziate li salutiamo. No, non erano miei amici. Loro mi avevano tolto degli amici. Pazzesco. Che è una roba terribile. Uno di Pordenone alto più di 1,90 m non può togliermi dagli amici. Tra l'altro mio fratello di 50, esatto, mio fratello è alto 1,90 sia in verticale che in orizzontale comunque. E Tiziana Lai che fa la fotografa mi aveva tolto loro due, mi avevano tolto gli amici. E io l'ho vista come una cosa brutta, come qualcosa di... Per questo tu mi dici perché comunque sono, essendo mio fratello e mia cognata sono anche un po' tuoi parenti. Sono un po' miei parenti, sì, come il bambino Caio che l'altro giorno ha festeggiato il compleanno in solitudine. E invece c'era mio fratello che ha giocato con lui. Tra l'altro, bambino Caio oggi pomeriggio ha fatto l'albero di Natale. Bravo. E sai cosa vuol dire fare l'albero di Natale con un bambino di 4 anni? Vuol dire che sono... Guarda le mie ascelle. È stato terrificante, anche se è un bambino bravo e gli è piaciuto tanto. Ha detto è molto bellissimo. A proposito, devo salutare anche il bambino Rocco, che sarebbe tuo nipote. Il mio nipote, no? Che è mio nipote, gli voglio bene, come... Ho anche un altro nipote che saluto, si chiama Nicolas, nipote di Salvo. Quanti anni ha Rocco? Rocco ha 6 anni ed è un grande, è un figo, veramente figo, ma proprio fa delle cose terribili. Lui mi prende a calci quando mi vede di solito, cioè questo è il suo hobby. Affetto. Però dopo a un certo punto dice scusa Massimiliano, allora vuole qualcosa, no? Sai, vuole qualcosa. Perché i bambini sono dei manipolatori. Ecco, però io gli voglio bene, allora io ho deciso... Allora, adesso gli sto dando un addestramento militare, cioè, è vero, ce li do attenti, riposo, lui si mette sull'attenti e le dico, stai sull'attenti, stai fermo 5 minuti. Lui sta fermo, perché sei una figura autoritaria, sei lo zio. Perché gli prometto robe, tipo, se tu stai 5 minuti fermo, dopo puoi spaccare il livello, allora lui fa queste cose qua. Comunque, Francesco Candoni è qui con noi, sai, Candoni tra l'altro è quello che ha scritto una delle più belle canzoni passate mai a Radio Onde Furlan. Gli orologiai? Non solo. Udine 3300. Ah, ok. A me sembrano gli orologiai che tu chiamavi. Ma noi non parleremo di questo. Tu suonavi con Eugenio Tirelli anche. Sì. Allora salutiamo Eugenio Tirelli. Salutiamo tanto Eugenio Tirelli che sta a Verona. Salutiamo tantissimo Eugenio. Ma tu siete tutta una cricca di bei ragazzi, tra l'altro, ricordiamolo. Certo, gente che scopa. Guardiamo, Massimiliano, guardiamo qualcuno che... Ciao, Franz Candoni, tu. Beh, così mi guardavano una volta. Guarda poi come ti riduci, ecco, così. Ma non è vero, ma guarda, io tanti anni fa dissi, il giorno in cui... Ma proprio questa musica, dire queste cose viene più facile. Esatto. Scusa, tu puoi cantare sempre su questo motivo e canti i tuoi testi su questa roba qua? Sì, faccio perché una canzone unica. È figo. No, per adesso Talpa. Però mi fai una cortesia, Talpa, solo di abbassare quando suona Francesco e poi di ritrovare, e ci ritroveremo con questa versione straordinaria. Ma perché, indipendentemente da chi la suoni?
Aspetta, vado di là un secondo così intanto mi preparo. No, appunto, così poi Francesco parte. Allora avevo detto che sì, sai, la vita è la cosa più importante, trombare. Ma poi non è tanto vero, cioè è importante, ma poi non è tanto vero. C'è un po' da sfigazza anche sempre. Cioè qua ci sono dei simboli, io credo di essere stato nei miei anni migliori un simbolo sessuale per tantissime persone. Tipo il mio dentista. Però al di là. Scusami, sono arrivato di qua e ho sentito solo ero un simbolo sessuale per il mio dentista. Mi piace. Io potrei dire qualsiasi cosa. Domani possiamo avere sottofondo sta roba. Io dico qualsiasi cagata Un po' e mi viene bene. Allora, abbiamo il Talpa adesso in regia perché il Talpa fa tutto. Lui. Sì, sono multitasking. Cioè, quello che non so fare un cazzo qua sostanzialmente sono io. Francesco, sentiamo. Tu hai sentito la canzone su Rosita e Kaplan? Sì, ho sentito. Ma non era completa, però. Non era tu ce l'hai completa? No, è così completa perché essendo la breve storia di Rosita di Kaplan deve essere breve. Di che cosa cazzo stiamo parlando? Cioè funziona così. Francesco Candoni, breve storia di Rosita e Kaplan e poi ci suonerà tutto il suo repertorio. O forse no. Boh, spero di sì. Sarai costretto. Sì. Se l'amore va, tutto il resto va da sé. Se l'amore c'è, si vive un po' meglio che senza. Questa è la breve storia di Rosita e di Kaplan. Questa è la breve storia di Rosita e di Kaplan. Questa è la breve storia di Rosita e Kaplan. Nai, 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 nai. Nai, 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 nai. Nai, 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 nai. Na 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 na. Se l'amore va, tutto il resto va da sé. Se l'amore c'è, si vive un po' meglio che senza. Questa è la breve storia di Rosita e di Kaplan. Questa è la breve storia di Rosita e di Kaplan. Questa è la breve storia di Rosita e Kaplan. Ed è con questo applauso solitario. Brividi, sempre brividi. Beh, bellissimo. Allora, due cose. Bellissimo. Innanzitutto hai spostato l'accento come un Max Pezzali. Non sì, come... perché in realtà si dice Kaplan, però no, ma non va bene, suonava, mi frega un quindi cazzo. Esattamente, la Kaplan. metrica vuole il suo. In più, cari ascoltatori, se volete fare una canzone perfetta, usate 3 accordi che sono Re minore, Sol, La minore. E viene fuori una... Ma io sono tornato a casa, ho visto la cover di Asia Gergo di una canzone di Sfera e Basta. Ok. E allora mi sono detto, boh, facciamoci il pezzo per Perché breve non so chi storia di cazzo Rosita e sia Asia Kaplan. Gergo. Comunque Vabbè, ho annuito. comunque È la figlia di Irene Gergo. Tu non sei un cazzo. Non so neanche che cazzo sia Irene Gergo. Chi questo è? è un problema. È una roba, vabbè, non una è roba che di ti posso- amici? No, Irene Gergo è stata una grande producer, scopritrice di talento. È stata, credo. Io comunque rispetto sempre chi è una grande scopritrice. Io porto sempre grande rispetto. Ora, non so cosa pensa. Comunque è molto figo Franz Candoni. Talpa, perché non c'è di nuovo? Non riesco più a dire un cazzo se non c'è il mio... Detto fatto. Io adesso io chiederò. Comunque, saluto Emanuele De Luisa e la Buca del Castello. E tanto di grande la Buca del Castello. Quella Tra poi è cosa no. Natale. Cosa fare a Natale se non andare alla Buca del E Castello? deflagrarsi definitivamente Esattamente. sul banco del bar. Perché non no? che possa adesso. Perché no? Anzi, sono state cose che sono state fatte tantissimo. Poi sicuramente alla Buca del Castello fra un po' ci saranno le trippe. Natale è Sembra quando trippe ci sono. l'atmosfera, Come tri- diceva Bugia di saranno Bosco. le trippe. A Natale, tra un po', ci saranno le trippe. Ma sai che
è tradizione che la vigilia di Natale, la sera... Non hai capito? Non puoi parlare così. Ok, scusami. Parliamo un po' tutti. A Natale. Alla buca del castello, al grande gioco della birra, ci saranno le trippe. Apriamo una chat line erotica gay. Ma no. E facciamo i soldi. Perché non riparte il pezzo in sottofondo che mi incazzo Perché io? è finito. Adesso No, devi rimetterlo di nuovo in loop e interrompere soltanto Moon quando... River costantemente. È bellissimo. Tu pensa che puoi parlare, Francesco, dire qualsiasi cosa seguendo le note di questo pezzo. Però devi dirlo fra un po'. Noi saremo tutti più buoni e berremo delle grappe all'osteria al timbro del nero. Tra qualche giorno bevi anche tu con Mauro Missana un prosecco barricato alla buca del castello. Una ribolla spumantizzata con Mauro Missana. Una spumantizzata bracchettizzata con Mauro Missana alla buca, tra poco è Natale. No, ma tra l'altro un panettone. Il direttore beve qualcosa che non sia un rosso? Sì, basta che se finisce il rosso berrà bianco. Bevi anche tu del bianco quando finisce il rosso. Perché è Natale. E perché non farsi inculare da un gendarme ungherese che ha un uccello lungo 70 cm e largo 20? D'altronde è Natale. È Natale. Regalate anche voi un incula. Ma perché bisogna? Un gendarme ungherese con un uccello da 70 cm. Orban direttamente. Lui, il figlio di Orban. Perché non ascoltare tra poco? Sorseggiando una birra Peroni, la birra di noi friulani, la birra che quando la bevi è Natale, tra l'altro Moon River ti sta facendo male. Bisogna bere la birra mangiando il panettone mandorlato balocco. Oh, ma stai scherzando? Io sono... Tra l'altro, Franz Candoni, la domanda fondamentale, visto che è Natale, tu sei del team Pandoro o team Panettone? Panettone. Oh, bravo! Tutta la vita. Io sono del team panettone mai nella zuppa inglese. È la roba più buona che c'è. Ed è Natale. Soltanto che adesso l'hanno sequestrato perché dentro c'erano dei pezzi di fil di ferro. C'era l'eroina. Ma buono. Buono. No, io sono per il mandorlato. Panettone classico, uvetta, canditi e questo book cake di mandorle glassate. Andate anche voi a Portobuso. No, non so perché non voglio a andare parcheggiare la barca con una ciurma di marinai uzbeki che fanno quella cosa del gendarme. Anche a voi. E perché no? E perché non andare a Portobuso, dove tutti noi teniamo una barca? Una barca clandestina, non che trasporta clandestini, clandestina, comprata in nero da un triestino che vive a Sistiana. Una barca da pesca. Senti come suona bene. Ehi, ciao bella, vuoi venire con me a Portobuso sì. a vedere la mia barca clandestina? Assieme a una ciurma di marinai uzbeki. Tipo, dove non arrivo io arriva la ciurma di marinai. Questa e poi dentro c'è anche un merendero. Cazzo, oggi io non esco fuori da sta cosa. Rimettila. Perché Tommasin la metteva in loop perché Tommasin, non lo sai, ma è diventato culattone. Poi Francesco, tu suoni tutto dopo, però adesso dobbiamo continuare con questa cosa. Io voglio fare tutte le puntate così. Da qui sempre così, vicino al nostro microfono e raccontarci la vita, raccontare per esempio al Grande Fratello VIP si è creata una coppia. Va ancora in onda il Grande Fratello? Presto lo sospenderanno. Non è imploso. Perché andranno tutti quanti a giocare al grande gioco della birra alla buca del castello. Allora il programma natalizio è la vigilia di Natale, pranzetto a Portobuso, sarde in Savor, perché sono assieme alla ciurma di marinai uzbeki, le cucinano loro, e al merendero a questa Kinder Brioche sorpresa. Ci saranno tutte le mie ragazze, quelle di un tempo, quelle che mi accompagnavano a vedere i film Nativity, e poi dopo aver bevuto appunto del barricato bianco spumantizzato e barricato, sì, due volte barricato, dentro a bordo di una Opel Ascona
si potrà dirigere con un carrello portatenda dove far sedere e accomodare il gruppo uzbeko e il merendero. Il merendero sta un po' dietro in bici, viene tirato in bici. E la retroguardia il merendero. Viene tirato in bici assieme a un tipo col ciao, cioè vengono dietro. Questa è la più bella puntata di tutte. Mia nonna diceva: qua anche tu ridi stanti, dopo ti capita il di brutto. Speriamo di no, io ho già la febbre, me l'ho attaccata a Cantarutti. Allora, e alla fine poi tutti assieme si va alla Buca del Castello, dove vi aspetterà Emanuele Nero. Sai come Emanuele Nero? Esatto. E vi darà della birra barricata, spumantizzata, detossinata e senza glutine, non filtrata, e birra da 5 litri che si può bere tranquillamente. E dovete alzarla con il braccio, sono 5 kg. Ecco, mentre dall'altra parte fate dei sollevamenti con una tanica di benzina con cui poi darsi fuoco davanti alla Buca del Castello. Se non ce la fate ad alzare la tanica da 5 litri, ci penseranno i marinai uzbeki. Certo. Per sollevarla non con le mani, certo. con il loro grip. E poi è il cuoco cileno Roy Chong che noi, Luca che noi vogliamo, il detto il Cino, vi farà assaggiare le famose patate del grande gioco della birra, che sono patate che vi dovete cuocere da soli con la benzina, ma a quello penserà il merendero, che infatti si sarà portato un fornelletto da casa, da Portobuso. E poi alla fine della fiera, at the end of the fair, come dicono i sassoni, grande botto finale, 1 chilo di carburo ho messo nel culo. No, poi c'è Sgabro che è diventato papà. Tanti auguri Sgabro. Tanti auguri Sgabro. Benvenuto nel quindi il grande gioco della birra è finita, però adesso è finita. Adesso un attimo, poi questa cosa mi si sta prendendo troppo la mano, è una cosa meravigliosa. Io vorrei fare tutte le puntate così, tutte, dalla prima all'ultima. E adesso no, cos'è sta roba? No, il cazzo, non voglio altro io oggi. Io voglio Candoni che suona e poi Moon River. Moon River è un brano eccezionale eseguito in questo modo. No, questo non è la stessa cosa, Talpa. Va bene. Riparti con Moon River, poi facciamo suonare Candoni. Facciamo suonare Candoni. Francesco. No, stai cominciando a parlare con quella non parlo. Non cominciare a parlare di quel... Allora, c'è gente in giro che non chiava, ma fatevi una domanda, datevi una risposta. Guardatevi allo specchio. Non solo, ma anche siete fondamentalmente, tecnicamente, delle povere persone sfigate, dei minchioni. Perché vuol dire che la colpa cazzo è vostra. Se non potete consumare del rapido sesso clandestino dentro una barca con degli uzbeki o un merendero a Portobuso, non siete un cazzo di nessuno. E poi fatevi delle domande: perché se vivete avete l'alito cattivo? Chiedetevelo, perché probabilmente è così. Mettete la mano a conchetta. Avete dei porri a fianco al naso? Perché probabilmente è così. Ma soprattutto rompete i coglioni, rovinate le feste a tutti quelli che invece trombano per invidia, perché siete malcelatamente delle persone inutili e di merda, perché questa è la verità, perché voi siete così. Allora voi che non trombate, fatevi un paio di domande a Natale e poi andate pure a comprare un panettone Maina con dentro il fil di ferro e mangiatelo, cazzo, e che sia finita lì una volta per tutte. A Natale fatevi il regalo più bello, andatevene a fare. Cioè, tutti quanti, dal primo all'ultimo, voi che non trombate mai, come dicevano gli Squallor in una versione francese nel loro pezzo: non mi tira più. Allora, adesso Moon River piano piano scema, il Talpa ha questa maglietta molto bella, il Talpa è diventato, domani sarà la presentazione come spogliarellista intellettuale. Francesco Candoni, una canzone dal titolo. Francesco Candoni però accorda la chitarra, se no ti spacco le mani. Purtroppo Candoni non ha... Allora riparti con Moon River mentre lui accorda. Non si può partire con Moon River, non si può. Che paio di coglioni, è finita la magia. Ho sentito, sai qual è il problema? Il problema è sempre il Si. Il Si è una corda di merda nelle chitarre, perché non lo accordi sulla quinta come tutte le altre, ma lo devi accordare sull'altro tastino.
No, vaffanculo. Non volevo romperti le balle, ma sono un precisino punto al cazzo. No, ma ci sta. Ma potevamo andare avanti con Moon River. No, io voglio sentire suonare te, Francesco. Adesso fa Moon River lui. Si può fare anche un qualcosa semplicemente di accompagnamento? Cosa succede? Niente, mi prendo le cuffie perché sento meglio, Oh. mi prendo anche una birra. Franz, se vuoi una birra qua ce n'è. Ma te non è neanche aperta. Sì, ma ce l'ho anche qua. La Non è birra. neanche aperta. Perché c'è un alcolizzato. Io sono un alcolizzato, è un problema. Un po' A domani non puoi bere birra alla presentazione, poi dopo sì. No, durante no. Chi l'ha detto? Io ho deciso io. Perché di no? No, dopo sì, prima e dopo sì. Ok. Prima e dopo sì, durante no. Ho deciso questo perché altrimenti poi ci criticano e ci dicono che siamo degli alcolizzati. Io non bevo da 2 anni. Scusami, fammi capire bene, cioè a Cormons ti potrebbero criticare che Sì, beviamo. c'è mio papà. Ok, quanti anni hai Massimiliano? Però c'è il mio papà. Ah, ok. Allora, Francesco Candoni che ci canta. Ma devo fare un pezzo mio? Un pezzo da che cazzo devi fare? Siamo chiamato qua per quello, mica sei un... Ma no, sono venuto qua per fare storia di Rosita e di Kaplan. Però posso fare anche Tornata Primavera, dai. No? Meglio Sì, qualcos'altro. Ok, diciamo No. il singolo di prova ad essere felice. È giusto? Ho detto giusto? No, anzi, farò qualcos'altro. Farò un brano... Farò gli orologiai. Oh! Gli orologiai è bello, No, ma anche gli altri, per l'amor di Dio. Ma che ne sanno gli orologiai del tempo che ho? Che ne sanno i bancari degli interessi che ho? Che ne sanno i filosofi di quello che so? E gli psicologi di come sto? Secondo me c'è troppa violenza in TV e alle immagini di un TG preferisco sfogliare una rivista, un giornale, non giudicare. Scusami se puoi amami per come sono, io almeno apprezzami per come sono e basta. Se c'è qualcosa che non va, scrivilo sulla sabbia. Ma che ne sanno preti e poeti del mio amore? Che ne sanno i musicisti del mio rumore? Che ne sanno di orizzonti che avevo dimenticato, di giorni di noia passati nell'anonimato? Secondo me il mondo lo puoi migliorare con un po' di gentilezza, imparando ad ascoltare. È un pensiero banale. Scusami se puoi amami per come sono, io almeno apprezzami per come sono e basta. Se c'è qualcosa che non va, scrivilo sulla sabbia, io lo leggerò, ne parleremo, capirò, ma il vento e il mare lo spazzeranno via prima o poi. Prima o poi. Ripartendo da me stesso, scopro che so ancora amare, forse anche questo per te sarà banale.
me sto pezzo fa impazzire. È bello, è bello. Due cose che a me piaciono di Franz sono innanzitutto come Gli occhi. Ovviamente. Gli occhi Li chiudo perché ovviamente gli occhi dell'amore, seriamente, è come modula le note basse, perché come di solito quando quelli che suonano la chitarra Bravo. tendono a fare i fenomeni, tendono a fare ABC, Bravo. e invece a lui non gliene sbatte un cazzo e va sulle basse prendendo ho anche la pressione bassa, è per giustamente, quello. non è che ti puoi sbattere troppo. No, bravo, hai ragione. Sai che sono d'accordo E con questa è una cosa valida, infatti crea rotondità. Infatti anche tu sei un po', siete tutti e due un po' rotondi. No, ma lui è giovane, ancora da tante strade. Devo ancora espandermi. Quanti anni hai, Franz? 31. 60. 69. Perché non è ancora partito, scusa, per favore. Scusami. Cazzo. Perché Candoni si Comunque, se posso invitare i nostri ascoltatori Dove? il 13 di dicembre alla libreria Tarantola. alla libreria da Tonasso a Portobuso. A Portobuso con gli uzbeki. Alza un po', devo sentire questa melodia. Ma a quanto pare il 13 dicembre alla libreria Tarantola, dove tu presenterai il tuo disco dal titolo Immagina di essere felice, ci saremo anche noi a fare i coglioni. Fantastico. Non lo sa, allora lui ha Io- detto che non sa. Non so se ci saremo noi. Aspetta di vedere se altri si liberano. Ok. Poi Aspetta dopo. di vedere se Linus e Nicola Savino possono No, venire. ma che è? I ciastrons. Allora sì, i ciastrons si Cazzo, liberano. maledetti ciastrons, vi spezzeremo le reni, maledetti ciastrons. Allora, adesso alla libreria Tonasso, quindi il 13 a Portobuso, Franz Candoni e il Lorpint presenteranno l'ultimo lavoro di Franz Candoni, ma intanto io per contratto devo leggere il programma di Suns. Va bene. Leggilo sempre in maniera così sexy. Ovvio, cioè, che adesso io non saprei farlo diversamente oggi, a dire la verità. Ho un po' di febbrina che me l'ha attaccata a Cantarutti, ho un po' di mal di gola. Non mal essere, aperto. ricordati, no ipocondria. Ipocondria portami Ho il via. posto. 29 novembre a Pradamano, allo Yardi, Allo Yardi Club. l'1:15 in concerto. Rodeo, gruppo Euskarà, che non so che cazzo vuol dire, ma sono il giudice, in concerto, e Jansky, che sono catalani, in concerto. L'entrata è libera, free. 30 di novembre, Teatro Rossaria, in via Sant'Ulderico 3, alle 21, concerto del gruppo gallego Espigno e della cantante jazz ladina, cantante straordinaria Martina Iori. Io che inviterei tutti ad andare a vedere un video di Martina Iori, bravissima. Adesso lo guardiamo. Il 21, sempre il 30 novembre alle 21 a Cormonsa, l'Italia, il gruppo romanzo c'è Dario S, che non è un gruppo, lui si chiama Dario S, alle 21, e poi la Drenz, che non so che cazzo, perché non mettono le traduzioni, comunque Melissa Mewell, comunque suonano a Cormons in via Friuli 28 in Sala Italia, mentre a Listizza, via delle Scuole, auditorium comunale, la finlandesca, la metà svedese e metà finlandese Laura Ho, e poi Ir-Oz, non riesco a leggerlo, Ir-Oz, comunque fantastico. Il 1 di dicembre alla libreria da Tonasso, che in realtà è la Tarantola, comunque la libreria Tarantola, dove anche Candoni il 13 presenterà, e anche io farò una presentazione della Tarantola, non mi frega un cazzo, farò un'altra presentazione della Tarantola. Loro non lo sanno, ma noi la faremo. Certo, ma però dopo fuori toglieremo la scritta Tarantola e scriveremo Tonasso Portobuso, così, perché mi sembra È il vostro destino, cari Tarantolas. Allora lo dico in lingua madre: contà, disegnare, scrivi. Secondo me è sbagliato con 2 S, disegna. Vabbè, lo chiederò alla Battistuta, alla Francesca, lei sa tutte queste cose qua, però in friulano la doppia non c'è mai, ma vabbè. Mi piace un casino a me il fatto che in friulano la doppia non ci sia mai, perché non fai un cazzo, rimetti Moon River se non riesco a fare l'annuncio. Allora, presentazione dei vincitori della sezione letteratura e fumetti dei premi San Simon, entrata libera anche qui. Poi il sabato 2 dicembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine alle 20:30 inizia la Kermesse, La serata clou. è stata con l'happening definitivo, che è stato presentato da me, Mauro Misana e Enrico Turloni, con la regia di Garup negli anni precedenti. Invece quest'anno ci saranno solo loro, perché io, da buon writer, journalist e radio star, diventerò giudice, e fare il giudice è sempre stato il mio più grande sogno, no? Giudicare qualcuno. Ma tu puoi dire anche tipo mi sei arrivato? Sì, per me è un sì. E ti ho vissuto. Io non ti ho visto, ti ho vissuto. E ti ho vissuto e mi sei arrivato. Allora suoneranno tutti questi gruppi, che ricordo sono Melissa Mewis,
ma come cazzo si dice, non so, Melissa Mevisse, Sì. Laura Ho, scritta H-O-O, i Rodeo, Espigno, è il nostro, forse Espigno è il nostro gruppo preferito, probabilmente voterò per lui, non lo so, dico così. Hirhorz, l'1:15, bravi tra l'altro, Dario Hess, Jansky e Martina Iori, la cantante jazz ladina. Ho guardato prima Martina Iori, tra l'altro bellissima ragazza. No, è vero. No, non insultare Martina. Dopo, il 2 di dicembre, Teatro San Giorgio. Ah sì, per andare al teatrone si paga 10 carte. 10 carte? Sì, bisogna dare dei soldi. Invece, Ma scusami, Massimiliano, ma i biglietti sono in esaurimento, per cui comprate. Ma noi come Lugosi possiamo avere degli accrediti? Ma sei fuori, quando cazzo mai? Possibile, bisogna che parlare con Tommasin. Però gli altri devono dare del grano, quindi dovete versare dell'argent. Ma vi ricordo che per esempio i biglietti in platea sono già andati finiti, quindi do adesso l'elenco del prezzario del Teatro Giovanni da Udine per Suns, che è il seguente. Platea euro 10, prima galleria euro 10, seconda galleria euro 10, terza galleria euro 10. Questo è il prezzario reale del festival. Secondo me Ma sbrigatevi. abbiamo fatto un po' la creta. Comunque, se non volete dare i 10 No, euro, proprio sì, è così, non sto, ti giuro su quello che vuoi. Ma quindi questo si dà il 10 euro. Invece il 2 di dicembre, che è domenica, al Teatro San Giorgio, Docu Stories, novità cinematografiche in friulano, in lingua friulana. Chilometri 100 di Francesca Venturini. Questo è l'elenco del subito delle proiezioni. Francesca Valentini, che tu conosci, quindi siete amici. No, avevo letto. Stai leggendo. Ham Indignació y Esperanza el Gran Groc delles Catalans. Io tra l'altro ho vissuto lì, quindi ve lo dico, lo leggo bene. Ham Indignació y Esperanza el Gran Groc delles Catalans, che è sbagliato, con le giornaliste catalane Maria Xinxon Morera. Cazzo, mi ha fatto i cognomi. alle 18 Amama di Ager Altuna. Bello, Amama di Ager Altuna. È come Moreno di Moraro che vive a Moruzzo, più o meno la stessa cosa. E poi abbiamo Happy Hour in musiche, cioè è con la RO in acustico, e dopo c'è lo spettacolo teatrale di Stiefi Morat con collettivi dal teatro Stosta Urbana Donald Altilimento. Proprio l'ho detto in chiusura di canzone. Bravo. E sfumando Moon River, che metteremo soltanto Moon River, non voglio sentire altre cose, Talpa, mi dispiace per te. No, ma assolutamente, solo Moon River oggi. Adesso Franz Gandoni ripartirà con un suo pezzo. Ti abbiamo chiamato qua per quello, almeno 4 pezzi li fai, cazzo. 2, 3, no? Sembravi, 3. Guarda, sei talmente immedesimato nel tuo ruolo di giudice che sembravi Mara Maionchi. Ti dico solo che sembravi Mara Maionchi. Stai seguendo X Factor, Massimiliano? Madonna, una mia amica l'altro giorno però mi ha detto: sai, ti ho visto la presentazione, col maglione così sembri Maurizio Costanzo. Che rido, non è vero un cazzo. No, però... no, è vero, l'ho letto. Però mi hanno commentato così e lì volevo. Però la mia amorosa mi ha detto: sei una merda. Però perché ha sempre una parola buona. Una parola buona. Allora io ho capito perché dovevo farla finire. Ho detto: ma no, amore, ma sì, posso sembrare Maurizio Costanzo. Ma comunque no. E io ho detto: e resto sempre la tua piccola merdina. E lei mi ha detto: amore, va a fanculo, vai a lavorare, vai a pulire, fai fai qualcosa, impegnati. C'è un mocio che aspetta solo te. Sei veramente un panzone. Sai che lei però mi tira su di me. Lei ha sempre veramente una parola buona quando poi ti dicono questa cosa di Costanzo è brutta. Cioè Costanzo è un vecchio ciccione senza collo. E ti dicono: assomiglia a Maurizio Costanzo, è terribile. Una volta assomigliavi a Vigio Capossela, una volta assomigliavi a io anche Seri Tanchi, ma io addirittura quando ero giovane assomigliavo moltissimo a Andy Garcia. Io ho avuto un sacco di fan che mi amavano per quello. Adesso sembro Costanzo, un'involuzione durata 30 anni. Ma perché? Perché non ho partecipato al grande gioco della birra, alla buca del castello, perché non ho parcheggiato una barca da pescatori comprata clandestinamente a Portobuso, perché non mi sono accompagnato con dei pescatori uzbeki e il merendero. Quindi adesso noi. Ma tra l'altro tu lo sai che il segreto della pelle delle star, l'ho letto da poco, è il succo di pene. Cioè le star come Kate Beckinsale e Kate Blanchett, per avere una pelle bella, tirata e lucida e piena di collagene, si fanno sborrare in faccia. Ecco, sì, ci voleva dire proprio sì. No, ma è vero. Quindi se belle volete apparire un po', dovete farci venire, come si suol dire. Questo è importante, ma c'è anche un'altra cosa da dire. Noi dimentichiamo spesso l'antico caffè dell'impero, bar dell'impero. Dove? A Gorizia, dove io ho presentato Rosita e Kaplan, e il mio presentatore è arrivato e ha detto così:
buonasera, sono ubriaco perché ero a uccidere un maiale stamattina, e poi ha parlato per 45 minuti di cose incredibili e ha detto: io e te quando eravamo piccoli eravamo talmente poveri che si cenava con un caffè latte, e io gli ho risposto: un caffè latte per sempre. Bravo. Un caffè latte a Portobuso. Allora, un caffè latte a Portobuso col merendero. Allora, volevo salutare e ringraziare l'antico caffè dell'impero dell'imperatore di Gorizia, dove tra l'altro c'è Beatrice, anche la figlia di Massimo è il padrone del locale. Sì, fatti pure i cazzi tuoi, Massimiliano. Ma sì, no, e volevo dire che si mangia veramente molto bene. Abbiamo mangiato un risotto un po' salato, si può dire? Sì, Ma è per far bere, no? Ok. Domani sera c'è... Allora, Salutavo anche Bumbaka, Scusami. che ha detto questo, Bumbaka, sì. c'è del catering domani sera? Oddio no, ma ci manderanno via, domani ci tireranno gli ortaggi? Domani noi. Allora, Finirà a innanzitutto vorrei fare un appello in radio, visto che siamo una radio anche, io cerco per domani sera, sai com'è gli annunci? Ho letto un annuncio prima, credo che l'abbia pubblicato, non so chi, c'era un tipo che affittava l'appartamento a una donna, solo donne, dicendo che se però dopo gliela davano e si sposavano... Il prezzo diminuisce. No, decadeva, cioè non ti pagavi l'affitto. Allora io per domani sera a Cormons lo porto io in macchina, se di Udine, comunque lo andiamo anche a prendere col direttore, il vice direttore, con Nicolangeli, e mi serve un fine dicitore. Ma sei uno stronzo, hai detto che dovevo leggerti. Ah, è vero, dimenticavo. Sei una merda, sei veramente una merda. Sei una merda. Posso dire di no, sei una merda. Hai detto: Talpa, tu devi leggere domani. Adesso così mi inculi. Mi tratti come una puttana. Ti sembra forse una puttana? Signor Marcellus Wallace, ti sembra una puttana? No, perché il signor Marcellus Wallace può essere scopato solo dalla signora Wallace. Allora, bene, io avevo detto al Talp prima, in effetti, ma ho cambiato idea. E se qualcuno, ma faccio come Candoni che ci dice: venite a presentare se non ci sono offerte migliori. allora io farò leggere al Talp soltanto se qualcuno non verrà. Sei una merda. Se qualcuno vuole venire a leggere, non so, uno studente da Nico Pepe, un attore da strada, ma no, che poi chissà chi cazzo. Talpa, leggi tu domani. Sì. Ho deciso ormai, perché poi chissà chi cazzo si presentano sempre quelli con dei problemi psichiatrici, gente che beve. D'altronde, perché io invece, guarda, in fatto di problemi psichiatrici e problemi di alcolismo non sono secondo nessuno. No, tu sei un papà di un bambino molto bello. E d'altronde sì, non è la caratteristica principale di Caio quella di essere molto bello. Il problema però è che si chiama Caio, questa cosa come Claudio Baglioni che si faceva chiamare Cucaio. Questa è una cosa terribile. Tu lo sai che Caio si chiama Caio come Caio Gracco? Caio, certo. Io mi chiamo Massimiliano come lo stronzo di Barbenburg, di Peppenburg. Allora, comunque prima che Franz Candoni faccia intoni le sue canzoni, volevo dire, siccome siamo una radio di servizio, innanzitutto che diamo una brutta notizia: è morto. Oh cazzo. Sì, purtroppo la gente muore. È morto Bertolucci e ci hanno donato tutto. Questo sì. Bertolucci, bla bla, stupratore, andate a fanculo, siete dei ritardati. È morto quello della mandorla calda, quello della festa di Santa Caterina. Calda la mandorla, calda. Chi è? Trauma. Lo conoscevo, cioè nel senso lo conoscevo, lo sentivo. Tutti quanti, chiunque sia stato a Friuli d'Occhio, diciamo l'uomo delle bancarelle delle caramelle. Io no, ero sempre troppo sbronzo. E d'altronde lui era mitico, era l'uomo della calda la mandorla calda, e su Udine Today c'è la mega scritta: è morto calda la mandorla. Quindi sulla lapide scriveranno calda la mandorla. Adesso diventerà fredda con il tempo, perché d'altronde la morte fa questa cosa. No, perché però di queste robe? Ma la gente muore, Massimiliano. La gente nasce. Qual è il film di Bertolucci che ti è piaciuto di più in assoluto? Mi hanno fatto tutti cagare. No, no. sei fuori. Quello che mi è piaciuto di più in assoluto. Metti Blueberry Thing lì. Allora, io non sono mai stato un grande amante di Bertolucci. Parliamo un attimo di cinema, Candoni, e poi... Sì. Potrei dirti, guarda, il piccolo Buddha, perché l'ho visto nel momento giusto di prevedere il piccolo Buddha. Sai, vedi questa cosa, bla bla, Siddhartha, succhiami il cazzo. Però in generale Bertolucci l'ho sempre trovato un po' troppo pomposo. Guarda, anche Novecento, l'ho visto che ero un bambino, ero poco più di un bambino. Novecento, e mi ricordo questa scena di Novecento in cui c'è una contadina che fa una sega contemporaneamente a Robert De Niro e Donald Sutherland, ma in maniera proprio questa ragazzina che mena questi due piselli contemporaneamente, ed ero un bambino e mi ero imbarazzato. Dopodiché qualche giorno dopo in televisione con i miei genitori sul divano trasmettevano Laguna Blu.
e ho visto lì per la prima volta nella mia vita una figa. E lì lì ho provato ancora più imbarazzo, perché non sapevo se provare. Ma che palle, però. Ti imbarazzavi per ogni cagata. Ero con i miei genitori, vedi una figa per la prima volta. Ma allora che ti imbarazzi un cazzo, dici voglio vederne ancora. Che cazzo di bambino è? Sei con i tuoi genitori, ma va, tu sei imbarazzato con tuo padre che non puoi bere domani. Mia mamma si faceva le canne davanti a me, lo sai. Diceva mamma, cos'è quella roba che stai mettendo dentro la sigaretta? E lei mi diceva serve per dare più sapore. Capito? È un po' come l'ariosto. L'ariosto è l'ariosto delle sigarette. Comunque, guarda, mia mamma mi diceva mi vai a comprare il laccio emostatico per cortesia in farmacia. Quindi, voglio dire. Comunque Bertolucci bravo, però va bene. Eri vecchio. Francesco Candoni, qual è il tuo film preferito? Scusa. Qual è il tuo film preferito di Bertolucci? Bernardo, forse compagno tra l'altro. 900 di Bertolucci, giusto? Sì. 900 credo è di Bertolucci? Sì, no, 900 credo sia un film molto importante, molto lungo. C'è anche un giovane Gérard Depardieu tra gli altri. Un film. Lui, Bertolucci, aveva questa grande intelligenza. Lui ci regalava dei film reali, erano realisti, e lui era un cultore della verità, cioè lui doveva mostrarti appunto una pippa, non ti mostrava il primo piano di una faccia, ti mostrava il primo piano di una pippa, quello che ho visto io, una doppia pippa. Esatto, in 900. è un film 900 è un film importante, però io che sono un romantico, e anche l'ultimo imperatore a livello qualitativo e tecnico, pur essendo un film, una produzione comunque americana con Bernardo Bertolucci tra l'altro che era un compagno, lo ricordo. Scusa, salutiamo Andrea Maggi che ci sta seguendo. Sì. Andrea, dillo. No, non dico più un cazzo. Andrea Maggi compra il libro. Compra il libro, ma lui non lo farà più. E questo è sbagliato. Se lui fosse un figo, domani mattina ci sarebbe una foto davanti allo scrigno, la libreria allo scrigno al segno di Pordenone o di Sacile, sono tutte segno, si chiamano tutte così, Sacile, Pordenone. Comunque compra il libro Maggi. Volevo finire di dire questa cosa. Comunque salutiamo il grande Maggi, il professore integerrimo attore di Hogwarts, uomo di televisione anche. Tanto di essere stato a vedere Animali Fantastici, filmone. Allora, però il mio film preferito, quindi grande prova, però il mio film preferito invece di più, che mi è piaciuto tanto, mi ha colpito per tantissimi aspetti, anche per la gioventù della protagonista, ma proprio per la storia, Io ballo da sola, un film che mi è piaciuto veramente tantissimo. E secondo me lui era un regista importante, è stato un regista molto importante, uno dei più importanti registi in assoluto, un regista, un direttore, un uomo. Poi a parte questa polemica del cazzo venuta su Ultimo Tango a Parigi. Hai visto la polemica del cazzo? Ma poi ma è bello che sono le donne che dicono vabbè, lui faceva, non è che mica gli dicevano una cosa, vabbè, poi lui e Marlon Brando. Sì, esattamente, non è che ok. Allora, però, se dovete rompere il cazzo a Bertolucci perché... Ma perché l'ha detto lui però, questo non capisco. Perché cazzo è andato a dire quella cagata lì che poi era una cosa... Per creare hype, secondo me. Comunque, se dovete rompere il cazzo a Bertolucci per la storia del burro nel culo, dovete rompere il cazzo anche ai Beatles, perché tutte le canzoni che scrivevano i Beatles erano sotto l'LSD, quasi tutte. Pensavo sotto il burro nel culo. Sotto il burro nel culo. Dovete rompere i coglioni non dovete più ascoltare i Rolling Stones, vaffanculo i Rolling Stones, eroina a pacco. Allora, ti posso dire una cosa, se in TV ci sta Barbara D'Urso ci può stare qualsiasi cosa, va bene? C'è Barbara D'Urso che arriva lì e dice oggi avremo la donna con le unghie più lunghe del mondo, con i peli più lunghi del mondo, il Big Jim umano, la Barbie umana, e oggi avremo il figlio segreto di Mata Hari che ha trombata. Allora, se c'è lei ci può stare qualsiasi cosa, fine, e non rompiamo più i coglioni. Comunque vabbè. Comunque a proposito di cinema, vecchia. So di portarti in un territorio a te conosciuto. Se non l'avete ancora visto, nell'internet, specialmente sulla piattaforma Netflix, c'è un film che a parer mio dovrebbe essere visto da qualunque persona al mondo, che è La ballata di Buster Scruggs dei fratelli Coen. Meraviglioso, film bellissimo, Allora, se non l'avete visto, adesso non ascoltate più i fratelli Lugosi, chiudete tutto. No, che cazzo dici? No, ok, finite di ascoltare i fratelli. Ma guarda, questo ci toglie i radioascoltatori. Quei 4 radioascoltatori. Quando avete finito i fratelli Lugosi, non guardate chi l'ha visto, andate su Netflix o se avete l'internet andate legalmente a scaricarvi La ballata di Buster Scruggs, perché è un piccolo capolavoro. No, un capolavoro, tra l'altro. Poi fare un film episodio difficile, l'ho già detto. Comunque c'è la recensione sul mio blog che è www.maxdeliso.com, il Teatro Invisibile, che tra l'altro lo annuncio ufficialmente, visto che sono stato anche, mi hanno dato anche le chiavi del cinema di Udine.
dalla prossima settimana molto probabilmente ci sarà, no, sicuramente ci sarà, ma non so se dalla prossima settimana o più avanti, una trasmissione mattutina in cui io parlerò di cinema, si chiama proprio così, il teatro invisibile di Max. Ma dove, Massimiliano? Sempre qua su Radio Onde Furlane. Su Onde Furlane ieri mi sono state date le chiavi, è stata una sensazione meravigliosa. Le chiavi della radio? No, mi hanno dato un badge per andare a vedere il film gratis. Ma che è meraviglia! Bellissimo. Beh, giusto, noi giornalisti, noi writer, journalist e radio star. Cioè tu puoi andare a vedere i film? No. Che tristezza. Soltanto in alcuni, ma è già una grande conquista. E poi è bello perché ti dicono puoi vederne 2 al giorno oppure uno per 2 persone, quindi è figo. Però la cosa carina è che vai lì con un'altra idea, vai lì e ti guardano come per dire pensa tu sta merda che non paga un cazzo. Stronzo. Allora, adesso è scemata questo pezzo che poi continuerà in loop, abbiamo ancora 27 minuti di trasmissione. Francesco Candoni, vai sereno, facci il cazzo che vuoi, devo andare in bagno. Faccio un pezzo che si chiama Piccolo prezioso momento, che fa parte d'immagine di essere felice. Sì. Quando la mia macchina passa con le montagne alla sua destra e la luce fioca le accarezza prima di cadere nell'oscurità. Un senso di pace improvvisa inonda ogni parte di me, un senso di pace improvvisa inonda ogni parte di me, ogni parte di me, ogni parte di me. Eppure sto bene così come sono adesso. Ho fatto le onde come un sasso in un lago blu, e però non affondo ma riemergo. Spacco l'acqua ma non mi perdo. Grano lungo i bordi e alla radio passano i Cure. Crediamo ancora alle favole ma non sappiamo raccontarle più. Processiamo Dio in contumacia senza sapere che faccia. Qualcuno dice che l'uomo è morto, trasformato in una macchina. Qualcuno dice che l'uomo è morto, trasformato in una macchina, in una macchina, in una macchina. Eppure sto bene, così come sono adesso. Ho fatto le onde come un sasso in un lago blu. Io però non affondo ma riemergo. Spacco l'acqua ma non mi perdo. E chiedo scusa a me stesso per ogni giorno di noia, chiudendo gli occhi al sublime che immutato prospera. La sensazione magnifica che tutto questo sia destinato all'eternità, sottratto alla malinconia. In questo piccolo prezioso momento
sto bene così come sono adesso. Ho fatto le onde come un sasso in un lago blu, e però non affondo ma riemergo. Spacco l'acqua ma non mi perdo in questo piccolo prezioso momento. Il bello della natura lo vedo attorno a me e dentro di me, dentro di me, e dentro di me, dentro di me, e dentro di me, e dentro di me, e dentro di me, e dentro di me. È durata un 10 minuti però sta canzone. È una canzone molto Questa qua elaborata. Va bene se il conduttore di una trasmissione radio deve andare a cagare. Allora tu dici, Candoni. Sono ritornato. Non c'era. È un come il concept album del prog anni 70. È come Mike Oldfield praticamente, quando ha scritto Tubular Bells. Beh, un po' sembri un po' il Mike Oldfield del Friuli Venezia Giulia. Candoni in realtà, sai, lui mi ricorda tantissimo tante persone, ma certe volte chi ti ho detto che mi ricordi? È quello cazzo, io devo Samuele Bersani. Certe volte mi ricordo un po' Samuele Bersani. Pensa tu che voti di memoria io. Massimiliano, ma si chiama anzianità. Comunque Mike Oldfield, ricordiamo che ha fatto Tubular Bells e anche anzianità. E adesso è tutto, anche The Sentinel, che è la colonna sonora del film L'Esorcista. Torniamo sull'argomento cinema. Non c'è lo sfondo e non dico niente. Forza. Perdonami, torniamo sull'argomento cinema perché sta suscitando scalpore nella rete questa cosa che tu adesso avrai una tessera per andare al cinema. Almeno una volta al giorno tu potenzialmente potresti andare al cinema. Sì. Anche 2 volte al giorno. Sì. Quindi ti faccio questa domanda: domani non andrai al cinema perché sarai tutto teso, vomiterai per la presentazione, ok? No, però ma il giorno dopo tu potrai andare al cinema a vedere? No, perché devo andare a fare il giurato. A parte che pare che si mangia in mensa. Che bello. Ma no, cagate. Comunque quindi tu potrai andare a vedere perché domani esce il film Bohemian Rhapsody, che è uno dei film più attesi della fine di questo 2018, che è il biopic sui Queen. Tu sai? Hai sentito cosa ha detto? È che io che gente biopic. Il biopic. Tu si sai che può sentire. No, adesso vengo di là e ti spacco le mani e te le metto nel culo, così quando ti caghi in mano. Perché non c'è Blackbird sotto dei Robert Sanders? Allora, volevi Moon River, tieni Moon River. Voglio Moon River io. Comunque sempre. Domani esce fuori il film sui Queen. Il Queen, sai che sono stati il mio gruppo. Ognuno di noi ha un gruppo che ti cambia la vita. Da bambino. Ma anche devo prima che tu cominci a parlare, devo dire una cosa. Il primo disco che mi è stato regalato, sono stati 2 in realtà, 2,45 giri, perché noi eravamo poveri e quindi non potevate permettervi e avevamo solo un mangiadischi dove io ascoltavo le favole di Pinocchio comprate di terza mano e che erano tutte graffiate, proprio ogni tanto saltava e c'era questa cosa che poi con le cassette si chiama Wow and Flutter, si chiama così, ma questa è una roba figa, altro che biopic, il coglione. Sì, mi devi succare il cazzo però, Massimiliano. Allora Wow and Flutter. Allora i primi 2 dischi che mi sono stati regalati sono come Maradona. Che brutta cosa. Maradona l'altro giorno mi ha fatto una domanda e ha risposto chissà. Allora, uno è Lucy in the Sky with Diamonds dei Beatles, che tra l'altro la copertina era tutta bianca, quindi probabilmente, non so, sarà stato l'originale, una registrazione originale. E poi l'altro era We Are The Champions dei Queen, e il retro, ma soprattutto il retro, perché va bene We Are The Champions, ma soprattutto il retro, la copertina era molto bella e il retro era We Will Rock You. Ah, e quindi cazzo, lì proprio la bombazza. E io sono diventato a 8 anni un bambino maoista rocker. Ma qual è il primo disco che tu hai comprato dicendo io voglio acquistare quel disco? Io non avevo l'impianto stereo perché eravamo poveri, quindi mi compravo le musicassette. Okay, sono state tante. Il primo album che io ho deciso di mia spontanea volontà. Sì. Cazzo. Ma
può anche essere una cazzata perché il primo No, disco allora, il primo disco che io ho comprato con dei soldi perché lo potevo far suonare da qualche parte, Sì. anche se mi era proibito farlo, Ok. però diciamo che avevo l'accesso a un giradischi, Ok. è stato 90-125 degli Yes. Ok, ma buono, però buono, molto buono. Sì, avevo Tu, 16 Franz, anni. Qual è stato il sapere primo qual è stato il primo disco che ho comprato con i miei soldi? che tu hai detto oppure mamma, papà, io voglio quel disco lì perché cazzo È mi bellissima la copertina. Io mi ricordo quello che ho comprato con i miei soldi. Ok, ed Era il 1999 Ok. e mi sono comprato ovviamente Hitmania Dance 1999. Così ti voglio, grande! Perché anch'io sono della tua. Il primo disco che io ho comprato con i miei soldi è stato Mega Salvi di Francesco Salvi. Perché sono bravi. Yes, comunque buono. Sono bravi a dire: sai, io ho comprato Sell in England by a Pound dei Genesis. Io ho comprato. No, io proprio. Beh, 90-125 è un disco in realtà. E poi buono. cioè, Yes, ottimo. Vabbè, hanno un batterista che fa delle robe, ma comunque. E invece il primo disco proprio che mi ricordo di aver chiesto io a mio nonno Ruggero è stata la sigla di Goldrake, quindi. Ok. E poi però anche Wobinda. Buono, Wobinda, aiutalo, Wobinda, inseguilo, Wobinda, se ti vede il cattatore scapperà. Scapperà. L'ho insegnata a Rocco che la sa tutto. Bravo. Ok, perché Wobinda assomiglia a mio papà. io invece ti dico solo questa. Io quando ero ragazzino, era il 1986, quindi io avevo 12 anni. Ma tu a 12 anni, scusa se te lo dico, Dimmi. però io so che avevi vissuto una breve liaison omosessuale con tuo cugino. No, lui ha tentato di incularmi. Questa è una storia di vita vissuta, ogni tanto glielo ricordo. Comunque, no, non è che per traumatizzarlo. Non è che ha perché tentato. Si è proposto. Diciamo che si è proposto dicendo: se vuoi, puoi provare. a Pordenone non se la passavano bene. Ma non eravamo a Pordenone, ma non voglio negare perché l'internet è un posto brutto e queste cose. Quanti anni aveva tuo cugino? No, invece io sì. Coetanei. Con 12 anni aveva. Coetanei. Ma lui è diventato No. È andato. un inculatore, No, poi seriale. È andato malissimo, è diventato super credente del dio. Ma è sempre così. È sempre così. Comunque volevo dirti che io a 12 anni era il 1986. Che poi vedi tutti quanti Non mi devi rompere il cazzo! No, gli omosessuali che in realtà non sono gli omosessuali che ti vogliono fare la festa. Ricordati. Sono altri non omosessuali che vogliono. Esattamente. Quindi non questa paura che avete voi Io non ho paura dell'omosessuale. Non ho paura. In quanto Figurati, non è vero. Io sono checchissima, sono la checca più checca di Udine. No, non è vero. E allora tuo cugino, racconta. No, tuo cugino. Sfogati pure. Non ho mai preso in mano un cazzo che non fosse il mio. Comunque, ti posso Tuo dire. cugino ti voleva inculare, però. No. È una storia bellissima che va raccontata. Ma tutti quanti hanno avuto un cugino che lo voleva inculare. No. Io, i miei cugini erano delle brave persone. Ma anche mio cugino. No, adesso, scusami, dunque coetanei, 12 anni. Io a 12 anni, se avevo un cugino che mi diceva ti posso inculare, io l'avrei detto. Non è no. andata così. Comunque, Ma difendi anche tu, ma cosa ti ha detto lui? Com'è andata realmente? Massimiliano, ti dico, se senti questa cosa, abbasso Moon River. La verità su tuo cugino. Devi farti i cazzi tuoi. No, ma no. Devi farti i cazzi tuoi. Ma la verità, c'è una verità però. C'è qualcosa di vero. C'è una verità che si perde tra le note di Murray. Esattamente. Allora, per carità, ognuno fa quel cazzo che vuole, però. L'hai raccontato in radio tu. Non puoi pretendere di godere della privacy. Se dici che io ovunque belli, è una storia delle più belle, tra l'altro, mi hai raccontate le cose. L'ha raccontata lui, Però lui pensava. Ma che è passata in cavalleria. Pensava che fosse il microfono spento. Invece è un cazzo. No, era accesissimo. Era. Infatti ho detto, mi pare che abbia detto anche nome e cognome. No, non mi ha detto nome e cognome. Beh, ma tu quanti cugini hai? Abbastanza. Abbastanza per ma è un cugino dell'Istria? Dell'Istria? Un sacco di cugini in Istria, ma non era un cugino dell'Istria. Non fanno queste robe. No, non era istriano. Comunque volevo dirti che nell'86 avevo 12 anni e mi hanno portato al cinema a vedere il film Highlander l'ultimo immortale. La colonna sonora di Highlander l'ultimo immortale era dei Queen col disco I Kind of Magic, e quel momento lì è stato il momento in cui mi si è scoperchiato il cranio. È solo il cranio. A lui e a suo cugino. Ma volevo dire, Cristian, e tra l'altro io so quale canzone ti ha rapito il cuore. Gimme the Prize. Che cazzo!
Ma si rompeva il... Bravissimo. Momento bellissimo. Ah, queste cose. Bravissimo. Vabbè, Era esattamente Gimme the Prize, che iniziava con I know his name. Bellissimo, bellissimo. Io, allora, invece, io ricordo di aver visto un film vietato quando ero piccino. Eravamo a Gorizia e si parlava, era uscito Il Vizietto, siamo andati a vedere Il Vizietto che era vietato. Io ero piccolino e mia madre ha litigato con la cassa e ha detto: io e mio figlio vi faccio vedere quello che voglio, voi non dovete rompermi i coglioni. La cassa ha detto: va bene, però paga come un intero. E io ho detto: mamma, sono un intero. E lei mi ha detto: non rompere i coglioni, stai lì seduto e lascia stare. Che momenti, che c'è? Stai facendo tuo cugino. Ma io credo. Poi, No, stavo guardando se mio cugino aveva commentato. Posso dire una cosa? Prego. Pensa che anche. Beh, sarà offeso che gli hai detto diventato un credente, no? Questa roba qua. Pensa che con Moon River anche raccontare questa cosa diventa romantico. Diventa bello. Perché adesso lui aveva gli occhi persi, no? Nei Nei ricordi. Non vivevate bene a Pordenone, però. No, Pordenone era un po' strano. Però devo dirti una cosa. Negli anni 80 era brutta Pordenone. Devo dirti una cosa. Anche a me è capitato una volta in piscina da piccolo, che posso fare anche nome e cognome, ma non lo farò perché cosa mi querellano, no? Quindi in realtà non lo posso fare. Questo è una cosa molto brutta perché c'erano gli spogliatoi che tu puoi vedere sotto e sopra. E a un certo punto mi ha bussato un altro bambino che faceva il corso di nuoto nelle scuole elementari, tipo quasi medie, quindi quarta e quinta elementare, mi ha bussato. Scusa, ma se tua mamma commenta e dice non ho detto così, qualsiasi cosa, parlavi di tua mamma, ha commentato tua mamma. Ah, mia mamma ha commentato. Vabbè, ma era così invece. E allora mi ha bussato. Ciao mamma di Max. No, mi ha bussato e ciao mamma. Mi ha bussato e mi ha detto: Viotka, guarda qua. E ho guardato, c'era tutto storto, durissimo. Ho detto: non ce la faccio più. E cosa devo fare? Toccamelo, è stato brutto. Sì. È stato brutto. È stato brutto. E io l'ho inculato. La legge del contrabbasso. E comunque Franco, grazie Franco. Tu che comunque sei un ragazzo giovane, hai 31 anni, sei un ragazzo giovane, qual è stato il primo film che sei andato a vedere e che ti ha scoperchiato il cranio e solo il cranio? Il primo film che tu hai detto voglio andare al cinema a vedere quel film lì. Ma non so che so che potrà essere una cosa ridicola, però mi ricordo che sono andato a vedere nel 1997 forse. Io avevo 20. Non so perché il primo ricordo che ho al 23 cinema 30. è di si dice Titanic o Titanic? No, ti dico io. Si dice Titanic. No, ecco. Titanic. Ho pianto come una fontana per una settimana. Anche dopo il film, quando sei uscito dal cinema, continuavi a piangere. Continuavo a piangere, ho pianto per una settimana. Io quando sono entrato dentro il cinema a Gorizia, l'ho visto al cinema al Vittoria, sono entrato dentro, è uscito uno di mio paese che in friulano ha detto una bestemmia, ha detto Amorinduc come Suris. Questo ha detto. Perché guarda, è gente brutta in giro. Così, guarda, io l'unico film in cui ho pianto al cinema è stato E.T. Avevo 6 anni e mi hanno trascinato fuori dal cinema perché ricordiamo che negli anni 80 non c'era la sensibilità di adesso se porti un bambino al cinema a vedere E.T. ti denunciano, ho pianto anche io. Sì, ti portano dai servizi sociali. Invece mio papà mi ha portato al mare e quando E.T. stava per morire io piangevo come un matto perché Spielberg è uno stronzo. Spielberg è veramente se non piangi con E.T. vuol dire che sei una persona sei di morto merda. dentro, sì. Non vale niente. Io ho pianto molto per E.T., però il film per cui ho pianto di più è stato un film degli anni 40-50, se non ricordo esattamente, con Spencer Tracy, si chiama Capitani Coraggiosi, un film bellissimo. E Spencer Tracy a un certo punto muore stritolato mentre la nave lui sta cercando per salvare la vita al suo pesciolino, lo chiamava. È la storia di un bambino figlio di papà che a un certo punto c'è un naufragio, cade sono in crociera, lui è un bambino di merda e cade dalla barca e viene recuperato da questa barca di pescatori dove gli fanno fare il mozzo perché non gliene frega un cazzo che lui sia un figlio di papà. È chiaro, sei in mare, la legge del mare, tu lavori. E lui impara la vita, che cos'è, quando muore Spencer Tracy. Lì ho pianto tantissimo anch'io per E.T., ma io piango, credo, io ho pianto anche per Amityville Possession, quindi
Cioè, va bene tutto. Cazzo. Ricordiamo sempre la scena in cui tu ti sei commosso la morte di Severus Python, Sì, Alan Rickman in Harry Potter e i Doni della Morte. Allora, io ieri alla mia fidanzata la Buggi, che saluto e che amo, ho fatto vedere la scena, perché è su Infinity, ho fatto vedere la scena in cui di grande cinema Yates è eccezionale. Bravo Yates, ma sì, non è l'ultimo degli stronzi. No, infatti anche Animali Fantastici alla fine della fiera non è proprio, cioè, chiaro ci sono gli effetti speciali, però è un film che ha un suo percorso, una sua storia, è un film figo. Poi c'è Johnny Depp che è eccezionale, attenzione, un Johnny Depp ritrovato. Bravissimo. Perché ricordiamo che negli ultimi film Johnny Depp faceva un po' cagare il cazzo. E poi anche lì si parla dell'omosessualità, perché Albus Silente e lui è super cool, erano cugini, e quindi da quando non possono, hanno fatto tra l'altro un patto di sangue, per cui hai fatto anche tu un patto di sangue. Nessun patto di sangue. Allora, e non possono aggredirsi, loro non possono fare un niente. Albus Silente e lui? E lui chi? È Grindelwald. Ok. Che è di Johnny Depp. Io dicevo che questo è di merda, perché Jude Law tra l'altro interpreta, cioè un caso di attori, un giovane Albus Silente interpretato da Jude Law. Esatto, molto bello. Ma quando devo dire due cose serie. Severus Piton era interpretato da Alan Rickman, che è uno dei miei attori preferiti del pianeta Terra. Se non sapete chi è Alan Rickman, riguardatevi Robin Hood, il principe dei ladri con Kevin Costner, lo sceriffo di Nottingham è Alan Rickman. Se non sapete chi cazzo è Alan Rickman, riguardatevi Trappola di cristallo. Ma infatti tanti. Il cattivo è Alan Rickman. Alan Rickman ha due coglioni sotto, grossi come due pianeti. Però in Harry Potter alla fine il Piton non è cattivo, no? Ovviamente sì. Però alla fine è il personaggio che più si ama, più amato. E perché io l'ho visto anche ironico, è sempre ironico Python. No, ma lui tra l'altro Alan Rickman è morto recentemente. Lui ha avuto nella sua vita ha avuto solo una donna, sua moglie. È stato 50 anni con sua moglie. Alan Rickman anarchico e anche sua moglie era una che faceva manifestazioni, anzi era più lei di lui innamoratissimo di questa donna un po' piccolina, insomma non era un'attrice tra l'altro. Lui è stato 50 anni con quella donna lì. Io l'ho incrociato sulla red carpet a Venezia alla mostra di cinema, è bel figo, diciamo anche guardate. Sì, un po' panzone, un po'. No, i capelli bianchi, è bellissimo. E Severus Piton però è innamorato, l'ho scritto anche l'altro giorno su Facebook, è innamorato della mamma di Harry Potter, Lily Potter. E c'è una scena che tutti quelli che hanno, l'ho fatta rivedere la Boogie 30 volte, in cui lui rivela a Severus di essere ancora innamorato di Lily nonostante fosse morta, no? E che quindi stava difendendo con il Patronus anche Harry Potter. E anzi lui era un grande lì perché difendeva Harry questo non lo sapeva. E a un certo punto Albus dice: ma come cazzo ancora Lily? Cioè rotti i coglioni. L'ha detto con un po' più di pathos. Silente è uno che manda a morire i ragazzi ricordiamo che Silente doveva sacrificare Harry Potter. Ricordiamoci che Silente è un finto sciolto. Anche lì sarebbe da discutere, perché ci sono dei pezzi particolari in cui vabbè, a un certo punto dice: ma cazzo ancora? Come sta lì a rompere i coglioni, Severus? Non ti sei dimenticato questa figa? Ce ne sono milioni in giro di fighe. E lui risponde una cosa che ha disintegrato il cuore di milioni di persone. È una delle fasi più romantiche. Poi vi dico qual è stata però la fase più romantica di tutte assieme a questa, che mi ha più colpito. Ok, mi piace. E lui ha risposto: sempre. Cazzo. Sì. Quando lo dice, se anche lì, anche il talpa in realtà fa così, però lui allora guarda, io vi parlo da una persona che non ho mai amato la saga di Harry Potter. Io sono nato cinico, tra l'altro è violento, anche questo qua di Animali Fantastici, di una violenza, muoiono tutti, ma in maniera, cioè è un film violentissimo, cioè non un film per bambini. Cioè gli ultimi due di Harry Potter, i Doni della Morte, sono due film muoiono cazzo tutti. Tranquillo. A un certo punto lei dice, Talpa, scusate ti interrompo, lei dice alla mamma la mamma dei fratelli, degli amici di Harry Potter, non mi ricordo come cazzo si chiamano, tutti i fratelli rossi di capelli, aspetta un attimo. A un certo punto uccide quella che aveva ucciso Sirius Black e dice: bastarda! Così proprio, una casalinga, una donna casalinga. L'altra frase meravigliosa, Ron Weasley, quindi era una Weasley, e le dice bastarda, film violentissimo. Però una frase, e lì proprio ero al cinema e il cinema era pieno e si sono sentiti. Adesso chiudiamo, è arrivato tra l'altro Piotre, salutiamo. Ha detto andate tranquilli. Anche c'è la Piz.
Comunque ringraziamo Piotr, dopo di noi sarà con noi con Mind's Eye, ma a un certo punto c'è Jack Nicholson che fa la parte di questo scrittore scriteriato e pieno di tic nel film Qualcosa è cambiato, e porta a cena Helen Hunt, sono in questo posto dove devono mangiare i granchi. E a un certo punto Helen Hunt, che lui era un coglione terrificante, omofobo, tutte le aveva, a un certo punto lei chiede a lui, dai dimmi qualcosa di carino, no? È uno scrittore lui non sa che cosa dire e la guarda e gli dice, tu mi fai venire voglia di essere una persona migliore. Io ero al cinema quando l'ha detta, io 2 volte ho assistito a delle reazioni terrificanti al cinema. In Rambo 3 quando lui cade dentro il crepaccio e lì ho sentito gente urlare, ridere e dire vai a cagare. Quando si cicatrizza la ferita con la polvere da sparo. Pazzesco. Poi un'altra volta a Psycho 2, uno dei film più brutti della storia del cinema, a Gorizia la scena iniziale parte con l'accoltellamento di Psycho 1 della doccia e uno ha urlato a Gorizia, quindi in Gorizia hanno urlato torneme i soldi che mi go paga per vedere a colori, cioè questo è stato il commento. E poi ero al cinema quando ha detto qualcosa è cambiato, quando lui ha detto questa frase qui, e tutti hanno detto e tutti in quel momento lì hanno amato Jack Nicholson. Jack Nicholson tra l'altro raccontava anche Jennifer Lawrence, no? Che è uno che ti rompe le balle sempre, uno che ti corteggia sempre, che alle premiazioni degli Oscar arriva lì e ti tocca tipo il culo. Sì, ti butta il cazzo. Sì, è uno così. Candoni, io vorrei farti fare un altro pezzo, però purtroppo... Ma no, lasciamo stare. Beh, ti sei divertito dai fratelli Lugosi? Sì, no, certo. Franz Candoni adesso lo ricordo, però tra l'altro ricordiamolo. Il 13 di dicembre sarà alla libreria... libreria da Tonasso. alla Tarantola, dal nostro amico... Giovanni Tomai, che salutiamo, anche perché lui è uno che ascolta Radio Furlane tutti i programmi tranne il nostro, però noi lo salutiamo perché gli vogliamo bene a Giovanni della libreria Tonasso la Tarantola di Udine Portobuso. Quindi il 13 dicembre saremo i Lugosi insieme a Franz Candoni a presentare. Allora, il programma sarà presentato dai Lugosi se qualcun altro non si presenta. Ok. Stessa cosa domani, i Lugosi saranno a Cormons. A Cormons Pop. Non venite. Ok, lasciate stare. Non venite, oppure se venite portate qualcosa da mangiare. Io adesso non so come ma domani Cormos è organizzato da Sandro e Davide. Davide io a Davide gli ho promesso che lo schiaffeggio col cazzo domani. Devo farlo. Gliel'ho promesso. Non venite domani. Gli avevo promesso, gli ho detto domani a Cormons ti schiaffeggio col cazzo. Salutiamo Deborah Di Meo, la famiglia Di Meo, anche Gigi Di Meo. Grande Gigi Di Meo che lavora a Triveneta, dove ne guardavamo i film porno da bambini, quindi è stato un grande passaggio secondo me. Giusto e legittimo. Poi quindi i fratelli Di Meo, la famiglia Di Meo, la mia amorosa che non mi sta ascoltando sicuramente, comunque I love you forever and ever. Poi volevo ringraziare la moglie del Talpa e il figlio del Talpa, il Caio, perché comunque sopportano. Come sopportano? Franz, immagina di vivere con me sempre. Mi immagino questa cosa. No, immagina tuo figlio quando avrà 20 anni ascolterà queste cose che dicevi qua. Immagina mio cugino quando ascolta queste cose. E quando ti dici, che cazzo, tu hai voluto quando tu vuoi inculare qualcuno, devi assumere delle responsabilità bravo, okay. E devi stare muto, okay. E devi ringraziare il Signore che non facciamo una spedizione punitiva, caccia al cugino. Ma non essere omofobo, cazzo. Non omofobo, io mica, ma se fosse stato, ma lì era un puro esercizio di stile il suo. Bravo. Cioè lui voleva fare dell'esibizionismo. Ma d'altronde quando hai 12 anni ti tira il bici, che cosa vuoi fare? Tante altre cose. Io personalmente mi sono occupato di tante altre cose. Cioè io addirittura non ho mai, penso di essere sano di mente, tentato di farmi un'autopompa come facevano tanti miei amici. Mai tentato di farti un'autopompa? Mai. Faceva schifo, che cazzo, scusa. Io ci ho provato. Non si può fare in tutti i modi ed ero caparbio dicendo è impossibile. Potevi morire come nel film che ci si rompe l'osso del collo per cercare. Ma che cazzo, dai, piuttosto vai a puttane anche a 12 anni. Vabbè, ti fai pagare delle puttane. Ma ad un certo punto diventa una cosa che dici devo riuscirci. Perché D'Annunzio sì e io no? Perché D'Annunzio si era fatto togliere delle costole. Io non lo sapevo, ero come il Big Jim umano che si fa togliere delle costole, probabilmente per farsi l'autopompa. Cioè questo è quanto. Che schifo. Che schifo, non l'autopompa. Mamma mia. Perché voi siete tutti che schifo, non è che schifo, ma mi sembra un po' da coglione. Cioè,
se ti beccava, cioè voglio dire, farti beccare mentre tenti un'autopompa è brutto. Guarda, in chiusura di Lugosi ti racconto questa, ha a che fare anche con mio fratello. Mia mamma... Ma che parenti hai tu? Ha a che fare... No, aspetta. Ricorda che mio fratello, se volesse farsi un'autopompa, basterebbe chinare la testa di qualche centimetro. Non credo, perché è un fatto dinamico che riguarda anche... Ricorda che mio fratello lo chiamano il banano. Mio fratello arriva dove tu non puoi... Ne parla, vedi l'uomo come ne parla sempre. Sono ammirato, il banano. Mio fratello... È mio fratello, Un giorno mia madre è entrata. Mia madre, ricordiamo che è la donna che mi ha pulito il cilum tornato dal Sunsplash. Grande Teresa. Sì. Insomma, mio fratello. Che bel nome, Teresa, tra l'altro. È entrata in camera con dei giornali porno dicendo: Cristian, sono tuoi questi, perché li ho trovati appoggiati sopra la lavatrice. Ho detto: mamma, tu sai dove tengo i giornali porno? Quelli sono sicuramente di Andrea. Ha detto: ah sì, è vero. E li ha messi sul letto di mio fratello. Giusto. Senza fare neanche una fottuta piega. Ma tua mamma era una gran persona. Perché d'altronde hai due figli maschi di uno ormai avevo già 20 anni, mio fratello ne aveva 12. E quindi. Ma tuo fratello ha 8 anni meno di te? 7. Ma c'è tanta differenza d'età. Sì, ma adesso io ne ho 44, lui ne ha 37. Si è appiattita la differenza. Banano, però guarda, è un caro ragazzo. Anche Tiziana è una cara ragazza. Comunque adesso abbiamo parlato di questo, adesso è arrivato il Piotra, per cui noi dobbiamo per forza chiudere. Lo ringraziamo anzi il Piotra. Grazie a Francesco Candoni. No, hai tolto, potevamo chiudere in sigla così. E invece no, la sigla siamo ufficiali istituzionali. Sigla scelta assieme al Piotra ai tempi. Ricordiamo che tu inizierai tra poco un programma su Radio ne parleremo la prossima settimana. Ok, non è ancora ufficiale. Allora, dopo di noi Mainzang e il Piotre. In regia c'è stato Andrea Tomasin, sostituito poi dal grandissimo Talpa. Domani sera venite tutti, o comunque non venite a Cormons Pop ad ascoltare la presentazione alle 19. La presentazione di Breve storia di Rosita e Kaplan di Massimiliano Deliso. Leggerà lo scrittore più grasso d'Italia. Fine dicitore, leggerò io se non si presenta qualcuno meglio di me. Meglio di lui. Ma anche il primo cane. Adesso facciamo tutti così. Anche la mia moglie dice: tu puoi trovare se non viene qualcuno meglio di te. Poi te la do se non viene. Se non viene qualcuno meglio di te. Quindi grazie a tutti. Domani ci sarà tra l'altro Mauro Missana, Nicola Angeli con noi. Ci sarà anche Paolo Cantarone. Giochiamo in casa qui. Giochiamo fuori casa. Tony Capozzo con le sue occhiaie. Grazie Piotre, un abbraccio a tutti voi, vi saluto veramente a tutti quanti, tutti, siete dei coglioni a perdere tutti tempo. Quanti con noi, però, non si capisce per quale motivo. Però vi vogliamo bene, adesso purtroppo non c'è più, ricordatevi Portobuso, Uzbekistan, il merendero e la buca del castello. Per Deliso è tutto, alla prossima settimana. Onde Furlane Spot. Apri la radio, c'è qualcuno che ti dice gli occhi nelle orecchie, non lo sai, quello che vedi non sarai mai te, quello che senti non è mai sai, non è mai sai, non è mai sai, non è mai sai. Mainzai, ogni mercoledì dalle 20:30 alle 22, in replica la domenica dalle ore 2 del mattino. Piotra in regia. Dyson presenta Loud, un viaggio sonoro di 90 minuti ogni 2 settimane, il giovedì alle ore 21:30 e in replica la domenica alle ore 24 su Radio Onde Furlane. Come ci si sente ad essere tanto spesso contestati? Ma le cose non arrivano molto in realtà, perché chi lavora è impegnato nel suo lavoro, poi i discorsi degli altri li fanno fra di loro. In parte arrivano, in parte no. Sister Bister Nois Radicare. Winners en Ingenieur, domenica 3 dopo di misdì.
Fra poco la porta si aprirà. Non avere paura. Indigo, atmosfere oscure per un sabato sera inusuale. Musica e letture a partire dalle ore 21. Al suo interno, Symphony of Silence, sinfonie sotterranee. Ascoltando gli spiriti. La radio libera dai furlans. Un saluto a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto a tutte le ascoltatrici di questa magica radio emittente che risponde al nome di Radio Onde Furlane e da oltre 38 anni si dà per diffondere informazioni che non batte bandiera di partito, quindi libera da ogni sorta di influenza da parte delle forze del cacan che sono, ahimè, in aumento, stanno governando tutto e ci stanno anche prendendo un po' sacco, un po' per i fondelli. Si dà per diffondere approfondimenti socio-politico-culturali globali affinché si prenda coscienza un po' delle cose e non si diventi, ahimè, analfabeti funzionali, ma soprattutto si dà per diffondere la meglio musica possibile, dando i suoi palinsesti tardo pomeridiano serali in mano ad un branco di collaboratori gratuiti ed indefessi che ne fa un gioiello, un bijou a 3600 gradi. Il mercoledì non è da meno, diciamo dalle 19 alle 20:30 comandano i Lugosi Brothers, para talk show infarcito di carissima musichina, Andrea Tomasin, Eleuterio del Talpa Manganese, Max Di Liso e ospiti QB a piacere. Dalle 22 un noto collettivo udinese di ragazzi, lo Shimana Collective, si dà per darvi il meglio dei bassi dal basso ed è Steel Salvati. Dalle 22 in poi un'oretta e mezza, diciamo stasera c'è una puntata nuova e quindi dategli, ma dalle 20:30 alle 22 che c'è sta dal 1846 dalla Breccia di Porta Pia che già trasmetteva, Mainzai, settimanale di sopravvivenza musicale, sopravvivenza cerebrale contro il logorio della musica moderna ed oggi con un microfono falloide. Piotre in regia, solo soletto, se volete venire a trovarlo, a tenergli compagnia, a tenergli la manina perché solo è durante le canzoni piange, no scherzo, non ancora, non così, ho avuto la crisi inizio settimana ma è passata, bene, da oltre un po' di anni, oltre 10, 11, mettiamola così, consigli accorati da cameretta musicale e non solo, 90 minuti lordi, sigle incluse, di musica che non segue un leitmotiv ma che si dà le stessa per diffondere, per comunicare musica col cuore. Anche oggi, mercoledì 28 novembre, per chi ci ascolta in diretta, come ogni mercoledì,
ce la faremo e gliela daremo. La puntata inizia con una dedica, non a cugine o nipoti che compiono gli anni, non ho nipoti e cugini non compiono gli anni adesso, una persona che c'è ancora, una persona che non se l'è passata molto bene, il cantante dei Josephus, formazione del cuore, formazione di Houston, Texas, scusate, che ha insegnato a fare rock and roll, che è nel cuore di noi amanti della retrovisione, che ha pubblicato un disco indimenticabile nel 71 chiamato Dead Man ed è ancora in giro. Pete Bailey ha fatto gli anni qualche giorno fa, ahimè non se la passa molto bene di salute, però già il fatto che ne abbia fatti 72 è un grande cosa, e infatti gli ho fatto gli auguri su FB e gli faccio gli auguri pure dalla radio Onde Furlane. Auguri, happy birthday Pete, Daghe sotto per oltre altri 100 anni. Daghe, questo è Crazy Man dall'omonimo, anzi da Dead Man. Ha ha ha. E questa era Crazy Man per i Josephus di Houston, Texas, formazione veramente seminale, importantissima per quanto riguarda l'hard rock, l'heavy rock psichedelico, non solo statunitense ma anche in generale. Questa sera, ahimè, ci saranno
ci sarà qualche problemino tecnico in quanto uno dei due giradischi ha la puntina mozzata e io mi ero costruito tutto più o meno sui vinili, quindi mi toccherà fare delle simpaticissime capriole. Sono cose che non si dovrebbero dire in diretta, ma io le dico così almeno metto le mani avanti. Quindi un saluto e un ringraziamento a Sandokan che ha giocato a sciabole con la puntina del piatto sinistro, e adesso ci ascoltiamo una doppia selezione, così anche guadagni un po' di tempo, per un artista statunitense che ho conosciuto di recente, non personalmente, ahimè, ma grazie a uno dei grandi che prende parte alla confraternita del vinile furibondo. Dicasi il buon Goran, gli ho pigliato questa Azalea Snail, il suo primo lavoro che si chiama Snail Bait, e sono praticamente stato attirato, aiuto, dalla copertina che mi è anche caduta dalle mani adesso. Una lumaca con la casetta psichedelicissima. La proposta musicale di Azalea Snail, che è ancora in attività, e ciò mi ha fatto molto piacere perché mi ha messo pure il canonico mi piace sull'articoletto che ogni giorno prima della trasmi pubblico su quel network sociale maledetto che ci fa impazzire. Sì, proprio quello. Già mi ha fatto molto piacere, perché comunque c'è qualcuno che ascolta, c'è qualcuno che caga, chi fa le cose in piccolo, perché poi in realtà sono in grande le cose in piccolo. Molto bene. Ora ci ascoltiamo due selezioni per Azalea Snail, anche se aspettate un attimo, le leggo perché ahimè la mia memoria è un po' così. Ci ascoltiamo Nothing and Everywhere e Flight Number 520, Azalea Snail. Speriamo che ce la mandi buona. Stars, the sky almost
Yes, I. Azalea Snail, questa cantautrice freak statunitense. Queste erano 2 canzoni per lei. Ovviamente ho cannato spudoratamente l'ordine, quindi andiamo avanti e abbracciamo altra psichedelia, tanto che fortunatamente sono dotata di altri formati oltre al vinile, quindi cercherò non di fare l'MC da strada giamaicano degli anni 70 o 60 che cambiavano, ne parlavano, ne ballavano e non gliene fregava nulla. Io sono un po' più impedito e quindi incastriamo, smontiamo la scaletta e la rifacciamo come fatta col Meccano. Bene, ci ascoltiamo un psichedelico sempre degli anni 70-80, un batterista estone, quindi ancora Unione Sovietica, che non dava tanta libertà di pensiero, di stampa e di vinili, nemmeno l'Italia in realtà, però almeno c'era questa facciata di stato libero democratico, mentre c'era una censura pesantissima. E invece in Unione Sovietica c'era tutto di fatto, ma personaggi come il mitico Gunnar Graps, estone, ce la facevano almeno a pubblicare dischi, ovviamente in ritardissimo sulla tabella di marcia, però un disco come questo, non mi ricordo assolutamente come si chiama perché il titolo è un po' in russo, è molto molto bello, molto carino, dovrebbe essere l'81, tutto per lo più orchestrato attorno a un rock psichedelico molto particolare e molto sognante, di cui ci ascoltiamo la seconda traccia del lato A, Gunnar Graps. Raskus, olen vapaata piirites. Minut ymber nagu ise. Palju teisi sarnaseid, kes on jätnud maha keha. Oma maise teisikuu. Ja näed, on kui varjud surnu aia. Ei näed, oled kummitused vaid. Ei ole ka mitte kodukäijad. Nad on meid keast teisikuteks vaid.
Yes, e questo era il batterista e polistrumentista estone Gunnar Graps, e questa era la seconda traccia del suo album dell'81. Non mi ricordo non riesco a pronunciare il titolo. Comunque era una bella sfuriata hard rock psichedelico a tinte progressive. E si parla sempre di psichedelia, farò un paio di selezioni che vanno a braccetto tra la psichedelia e soprattutto, anzi ne ho fatte, il cantautorato, ma anche il rock, ma tutto ciò che esce dal cervello di un uomo solo e viene convogliato a livello di musica e comunicazione. Qua parliamo di un personaggio veramente tosto, un personaggio che ho avuto l'onore, il piacere di conoscere di recente. Ha suonato qua a Udine in un circolino assieme al buon tizio, a Bob Korn. Lui è Larry S, tipo una delle persone più positive che abbia mai conosciuto. Già dal nome uno può poi vincere. E il suo ultimo disco ha proprio il nome Larry S, ne ha fatti altri prima a nome Larry S and the Tangled Mess, per esempio. Si chiama Love Vibes for all the creatures of the universe, vibrazioni d'amore per tutte le creature dell'universo. E dal titolo e dalla copertina, che ritrae un cuore naifissimo che suona due bonghi, cioè uno può anche essere cinico e dire vai a lavorare. In realtà io osservo e faccio tesoro di tutto questo carico di positività di una persona che ha fatto il fattone da quando c'è e che è diventato padre e ha conosciuto la gioia del gesto e si è messo proprio ad essere una persona positiva, a comunicare l'amore tramite la sua musica e i suoi, cioè, con i suoi amici, sopra i suoi arcobaleni d'amore. Non riesco a comunicare io perché sono fusissimo, però voglio regalarvi questa canzone che si chiama Time Does Not Exist, Love Is All There Is. E uno vista da lontano può dire sì, dai, domani tu non ti devi svegliare alle 6 per andare a fare cose che non ti piacciono molto. Magari anche sì, ma l'attività, anzi la spinta, la proposta è positiva. Larry, yes, time doesn't exist, love is all there is. Doggy! I don't wanna be afraid of what's coming. I don't wanna be afraid, of what's be. There are too many of us trying so hard but the sun's outside and we have a whole day. Let's try so hard to be who we say and be who we always pray that we are. Time doesn't exist. Yeah, but love is all that there is. Ooh, time doesn't exist. Yeah, but love is all that there is. No, you're not in control. No, you're not in control. No, you're not. No, you're not in control. No, you're not. No, you're not in control.
doesn't exist, yeah, but love, 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 love is all that there is. Time, 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 time doesn't exist, yeah, but love, 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 love is all that there is. No, you're not. No, you're not all alone. 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 'Cause time, 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 time doesn't exist. But love, 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 love is all that there is. Larry, yes, questa era Time Doesn't Exist, Love is All That There Is. E il concetto è chiaro, positività, il concetto è chiaro, amore, il concetto è chiaro, non spaccate i maroni. Hashtag sti cazzi per me. E adesso andiamo avanti, abbracciamo un altro cantautore, una mano sul cuore. Prima di tornare a persone note, ahimè non ho conosciuto mai nella mia vita Alex Chilton. Ha tirato la scarpa, ha girato i piedi all'uscio molto prima che io tra l'altro lo conoscessi, perché praticamente a livello artistico un enfant prodige, perché è partito molto giovane con il successo immediato con i The Box Tops, con la canzone Leather, è praticamente una delle risposte statunitensi al successo della Beatlemania, uno dei singoli dei complessi che hanno subito raccolto la palla al balzo dopo i 4 baronetti, subito i Box Tops del 65, bam, l'hanno girata, e però non è mai riuscito a livello commerciale a bissare con tal successo di partenza, neanche con i suoi magici big star che ho messo e rimesso, quantomeno da solo, perché faceva che cazzo voleva lui. E quindi se fai così non puoi, almeno non puoi entrare nelle grazie di chi vuole venderti, mettiamola in questa maniera. Da un disco che ho nel cuore che si chiama High Priest ci ascoltiamo almeno 2 canzoni, una Dalai Lama e l'altra la conoscete già tutti quanti, e poi vediamo, potremo improvvisare sul tema. Up in Tibet, high in the Himalayas, there lives a cat called the Dalai Lama. In a palace called the Potala, 1,000 rooms in 1,000 colors. He had a far-out decorator, Dalai Lama, Dalai Lama. Each room is different and filled with relics that will disorient you like psychedelics. 30,000 monks at his direction, practicing things like astral projection. Dalai Lama, Dalai
Yeah, you know the Dalai Lama gets those monks together and leads them singing every Wednesday at the prayer meeting. That's how he maintains the devotion of his followers. You know, it kind of goes a 1, a 2, a 1, 2, 3. They pick a 2-year-old and get him from his mama and take him to the palace to be the Dalai Lama. I hear he never swats a mosquito. That's 'cause he's a follower of Buddha. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e cominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo, felice più in alto da sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Go!
occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. E continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Yes, ma non è finita qui, perché io a Alex Chilton ci voglio tanto bene. Era un po' che non lo mettevo su e quindi ci scappa un'altra selezione caustica da questo magico High Priest che ho avuto la fortuna di trovare in CD. In vinile non ne ho ancora nessuno, ma potresti anche dire che se ne frega, io dico appunto. E ci sentiamo questa I Got a Thing for You, Alex Chilton. Yeah, babe, I've got a thing for you. You're the one I wanna give it to. Don't know what I'm gonna do, 'cause baby, you got me feeling so blue. Got a thing for you. Thing for you. Got a thing for you. Thing for you. This thing is big and strong. I didn't care till you came along. My heart was getting all misled, but now I'm just out of my head. Got a thing for you. Thing for you. Got a thing for you. Sexual. Intellectual. Yeah, ooh, I've got a thing for you. Yeah, ooh, really I do. Really I do. Got a thing for you. Thing for you. Got a thing for you. Sexual. Thing for you. Intellectual. Thing for you. Mystical. Thing for you. Ooh, physical. Oh yeah, un lavoro di arrangiamento mostruoso per questa Thing for You. Molto bene, Alex Hilton ci saluta, ma lo riabbracceremo più avanti. È la parola del Piotre. Questa è Mind's Eye in diretta oggi, mercoledì 28 novembre 2018. Ricordiamo che questa radio emana un festival che si chiama Suns e che accadrà al Teatrone Giovannone da Udinone questo sabatone in prima serata. Ci sono anche biglietti da prendere, da prenotare. È tutto un quiz. Giovedì ci sarà la warm-up party allo Iardi a Pradamano alle Portissime di Udine e venerdì ci sarà un'altra serata
all'auditorium di Listizze. Molto bene, se amate questa radio non potete non fare altro che andare in queste 3 location: Iardi giovedì, auditorium di Listizza venerdì, oppure Teatrone Giovanni da Udine sabato per la gran finale di Songs, questo contest sulla musica in lingua minoritaria che abbraccia l'Europa continentale. Quindi ci sarà il Friuli, ci sarà i romanci, saranno i ladini e bla bla bla. E adesso andiamo avanti, invece ci ascoltiamo una formazione statunitense, ci ascoltiamo tra gli eroi del power pop in generale. Loro sono The Plimsouls, tra l'altro amici, e sono stati coverizzati pure dai Magic Flaming Groovies. Questa appunto è la canzone coverizzata dai Flaming Groovies, ma nella loro versione propria dal loro secondo LP, che è una bomba bomba bomba. Questa è Million Miles Away, Plimsouls. Friday night, I just got back, I had my eyes shut. Was dreaming about the past. I thought about you while the radio played. Should've got moving, it's the reason I stayed. I started drifting to a different place. I realized I was falling off the face of your world, and there was nothing left to bring me back. I'm a million miles away, a million miles away. I'm just a million miles away, and there's nothing left to bring me back today. Took a ride, went downtown. The streets were empty, there was no one around. Did the places that we used to know, in all the places we used to go. On that the wrong end of your looking glass, just trying to hold on to the hands of the best at you. And there was nothing left to bring me back. I was a million miles away, a million miles away. I'm just a million miles away, and there's nothing to bring me back today. Bring me back today. Bring me back today. I started dipping to a different place. I realized I'm falling off the face of your world, and there was nothing left to bring me back. I'm a million miles away, I'm a million miles away, I'm a million miles away, and there's nothing left to bring me back today. Bring me back today. Bring me back today. Bring me back today. The Plimsouls da Everywhere at Once, il loro secondo lavoro. Ci siamo ascoltati Million Miles Away, tipo una delle loro canzoni più famose, più conosciute. E ora torniamo a un cantautore che conosco, un amico, un fratello, come dice lui, anche se non siamo fratelli, sono figlio unico, lui non lo so, penso di no. È passato da queste parti sabato scorso, ancora in tournée. Lui è
Shane DeLeon all'arte con la sua band Miss Massive, Snowflake, signorina enorme fiocco di neve, come direbbe lui stesso. E dal suo ultimo singolo 45 giri, finto perché alla fine l'ha pubblicato ma c'è solo la carta dentro, con il pezzo proprio a forma circolare con l'indirizzo da cui scaricare queste 3 canzoni che farebbero proprio parte di un 45 giri, che si chiama An American, e noi ci ascoltiamo 2 brani perché sono molto brevi, quindi An American, e poi ci ascoltiamo Hey Honey, Miss Massive Snowflake, signorina enorme fiocco di neve. Daghe. Hello, I'm an American. Look at my clothes, they're made in Pakistan by a girl who's tan. I said, hello, 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 I'm an American. And what I believe depends on how much I have to spend on guy in a big white truck talking on a little teeny tiny phone to a big black guy in a big black truck. I'll meet you across town, International Brunch, and hello, 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 I'm an American. Hello, 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 I'm an American. Look at my clothes, yeah, look at my clothes. They was made in Pakistan. I said, hello, 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 I'm an American. In a big white house on a big white street, I don't pay attention, I just watch TV. I support my troops, it's my SUV. The world is gonna love democracy. I said, hello, 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 I'm an American. Hello, 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 I'm an American. Look at my clothes, yeah, look at my clothes. They was made in Pakistan. I said, hello, 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 I'm an Honey, I'm an entertainer. Honey, I'm a rock and roll star. Honey, I'm a big shot artist, showing galleries and bars. But there's one thing I never understood. It's how to write a book that's any good. On the streets of Oxford, you made a little girl come alive. Aurora Borealis, bridge to the other side. 'Cause when I write, I plagiarize, I paraphrase and rewrite. Imagination without boundaries, talent beyond belief. Well, I can do a lot of things. I can dance, paint, and sing. Hey, honey, I'm an entertainer. Honey, I'm a rock and roll star. Honey, I'm a big shot artist, showing galleries and bars. Do you write it on the chalkboard? Does it keep you up late
This Massive Snowflake. E queste erano An American e Honey, Hey Honey, I'm an Entertainer. 2 brani su 3 dal suo ultimo 45 giri finto, che in realtà è di carta, però te lo scarichi. È una bella trovata anche per un po' minimizzare le spese e massimizzare il profitto, da parte gli scherzi. I 2 brani erano entrambi molto ironici, nella vena proprio tipica di buon Shane DeLeon. E ora invece andiamo negli States, restiamo negli States, si parla sempre di americani, si parla di un momento della storia recente, contemporanea, che molti avevano definito come il giorno in cui la musica morì, quel tragico incidente aereo in cui perse la vita Richie Valens e altra gente molto molto famosa. E un altro ancora più famoso di lui, dico adesso non mi sovviene il nome, devo parlare vicino perché è stato cambiato il microfono, questo è fallico, io ho paura e quindi sto lontano. A parte gli scherzi, Don McLean, American Pie. La canzone, ahimè, fu riproposta in maniera un po', diciamo, ristretta e molto molto piacciona da una nota cantante e intrattenitrice e scuotitrice di natiche statunitensi, ma questa è un'altra storia e questo è un ritorno, ma ahimè questo è Don McLean, American Pie. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so. Do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Well, I know that you're in love with him, 'cause I saw you dancing in the gym. You both kicked off your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck, but I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned. No verdict was returned. And while Lenin read a book on Marx, the quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark the day the music died.
day that I die.